ginocchio li sta, forse pregare nemmeno lui sa, con gli occhi fissi ad un altare, ad un'effigie vuol parlare. Che vicino di banco gli sto, sussurro amico, tu soffri lo so, vorresti piangere e gridare al mondo intero. Oh mio Signore, la notte è discesa in me, porta luce nel freddo mio cuore, che ha bisogno di tanto calore. Oh mio Signore, non ho mai creduto in te, ma pregando comprendo che sei qui con me. Lui mi ringrazia e confessa, lo so, un uomo indietro tornare non può, ma di lassù lui capirà se abbiamo in noi sincerità. Ho fatto male più agli altri che a me, e forse tardi ho capito cos'è quel desiderio di pregare, di confessare. Oh mio Signore, la notte è discesa in me, porta luce nel freddo mio cuore, che ha bisogno di tanto calore. Oh mio Signore, non ho mai creduto in te, ma pregando comprendo che sei qui con me. A quella volta lo incontro in città, domando amico e allora come va? Un uomo nuovo è nato in me e l'ho imparato insieme a te. Cieli sereni ho rivisto lassù, mari tranquilli non grigi ma blu. Dal giorno che pregai con te, questo c'è in me. Oh mio Signore, la notte è discesa in me, porta luce nel freddo mio cuore, che ha bisogno di tanto calore. Oh mio Signore, non ho mai creduto in te, ma pregando comprendo che sei qui con me. Ma pregando comprendo che sei qui con me. Allora, dopo questa bella canzone del nostro Gianni Dego, O mio Signore, iniziamo questo sabato, un sabato molto importante, un sabato di persone competenti, ognuno nel proprio tema, nel proprio ambito, ma che cercano di aiutare veramente i giovani, le famiglie, le persone, veramente a sentirsi un po' più uniti, ma una fatica, ragazzi, una fatica, questo lo dico mi. Allora, saluto Bruno Sartorato, presidente polisportiva di Casier, grazie Sartorato di essere qui, e saluto Grazie anche da Venezia Pietro Martire, responsabile CIP Venezia, Comitato Italiano Paralimpico Atletica, presidente dell'associazione Oltre il Muro. Buongiorno Presidente, che piacere averla ospite. Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie dell'invito. Allora Presidente, io partirei proprio da Bruno Sartorato. Allora Bruno Sartorato, intanto che si ascoltava la bella canzone di Gianni Dego, Mio Signore, anche noi diciamo Mio Signore, perché voi lo sapete perché io ve lo racconto sempre tutte le mattine, la fatica di unire le forze tra associazioni, specialmente anche quelle sportive, di far capire che dobbiamo eliminare la parola disabilità, ma di parlare di persone che praticano lo sport, di mettere tutti assieme, di coinvolgere le famiglie. Ma se non sei supportato politicamente e anche le famiglie cercano di collaborare, ti te può essere il più bravo del mondo, ma non te va da nessuna parte, perché togli la visibilità al politicante di turno, all'assessore di turno
e questo nuoce poi a tutta l'attività che uno cerca di fare per coinvolgere, non per avere visibilità, per cercare di dare un contributo. Questo la politica, guardate che ne parla una che ne sa qualcosa, non vuole sentirlo. O è l'assessore che promuove l'iniziativa, la maggioranza delle volte, e deve essere sempre lui in prima fila, o non si fa niente. Allora, Sartorato, com'è la situazione? Ecco, fortunatamente ci sono dei sindaci invece che riescono a capire l'importanza dell'associazione, di questi presidenti, di questi comitati, e allora in qualche modo si cerca di andare avanti. Ma i Decadabatta anche i pugni sul tavolo non è mica semplice, perché devono ottenere l'equilibrio. Prego, Sartorato. Questa è una domanda abbastanza importante, perché con la politica purtroppo bisogna convivere. Senza la politica difficilmente riusciremo ad andare avanti e raggiungere certi obiettivi. È chiaro che se troviamo un assessore in ambito di una comunità che in qualche modo delega all'associazione o alle associazioni la parte organizzativa, la parte, diciamo così, importante di mettere in evidenza cosa deve essere lo sport per i giovani, perché ovviamente noi quando parliamo di sport dobbiamo anche scindere un momentino tra sport e sport, cioè perché agonismo e sport, perché c'è l'agonismo promozionale e l'agonismo poi ad alti livelli o medio ad alti livelli, per cui sono due componenti che devono lavorare assieme. Però diciamo che i risultati si ottengono nell'ambito di una comunità quando, diciamo così, vengono coinvolte le associazioni per l'organizzazione sportiva e capire ovviamente quali sono i problemi per l'organizzazione derivanti dalle normative fiscali, dalle normative tecniche, per cui quando un assessore ha questa sensibilità nel legarsi alle strutture del territorio, probabilmente riuscirà a portare avanti anche un'attività sportiva e promozionale per le famiglie e per i giovani di un certo valore. Sentiamo anche cosa ne pensa Pietro Marti, responsabile CIP Venezia, presidente di questa associazione Oltre il Muro, che il titolo stesso la dice lunga: oltre quel muro devo andare. Prego, Martire. Io credo che anche la stessa riforma dello sport abbia inciso molto in questo periodo con tutte le società sportive. Credo che le abbia messe in grosse difficoltà, e sono tutte realtà che fanno delle attività sportive, del sociale, cercare di portare via dalle strade i ragazzi, e quindi lo fanno veramente a titolo gratuito. La mia associazione Oltre il Muro invece si occupa del tema della disabilità nelle scuole. Stiamo facendo un bellissimo progetto con gli itinerari educativi del Comune di Venezia. Ho incontrato più di 25 classi, circa 600-700 studenti, sul tema appunto della disabilità, parlando e trattando quello che è un problema quando vado in giro, non solo io ma tutte le persone con disabilità in macchina, perché ci sono delle persone che abusano del posto per le persone con disabilità, del parcheggio. E con gli itinerari educativi abbiamo realizzato uno slogan che si chiama "L'altro puoi essere tu". I ragazzi, dopo un incontro con me dove racconto la mia storia, devono realizzare un disegno, un fumetto appunto con rappresentante questo slogan, e devono far capire alla persona che sta parcheggiando sul posto delle persone con disabilità che sta commettendo un errore. E il 21 di maggio concluderemo questo bellissimo progetto e andremo a coprire tutti i parcheggi per le persone con disabilità del centro commerciale La Nave di Vero. È un bellissimo progetto al quale la mia associazione ci tiene particolarmente, e ho già visto i primi disegni e sono veramente, veramente belli. Allora, Martire, coinvolgere i giovani, perché il futuro è nelle loro mani, sono loro che poi devono coinvolgere anche la famiglia, perché noi dobbiamo parlare anche alle famiglie, dobbiamo parlare a quelle famiglie che ancora si ostinano a vedere questo ragazzo o questa ragazza in maniera diversa
e lo isolano, guai a riprenderlo con le telecamere, guai a invitarlo in trasmissione. Guardate che ce ne sono ancora di questi genitori e di queste famiglie. Ecco, io penso che anche l'aiuto di tutte le associazioni messe assieme, perché sono loro, queste famiglie, questi genitori che sono i primi a discriminare il ragazzo, e con il rovescio della medaglia dicendo lo state strumentalizzando per avere visibilità. Ma sei tu che lo vedi già diverso nel momento che tu lo metti da una parte, che non lo fai vedere. Ecco, culturalmente, Martire, lei che è anche uno sportivo, quanto aiuta anche il mondo dello sport a far capire a questi genitori, a queste famiglie, che invece è tutta un'altra cosa? La visibilità è importante perché ti fa capire dove c'è il problema, dove sta il problema, e se tutti assieme la combattiamo, come ha detto giustamente Martire, se tu mi parcheggi la macchina dove non puoi parcheggiarla perché è riservato al sottoscritto che ha dei problemi, perché io li chiamo diversamente agili, Martire, perché mi piace questo termine, perché vi muovete in maniera diversa e basta, e perciò per me siete diversamente agili e non disabili. Io odio proprio questa definizione. Ecco, non andremo da nessuna parte perché queste poche realtà, queste poche famiglie o persone o genitori bloccano tutto quello che è la formazione di una nuova famiglia, di una nuova società in realtà. Sentiamo Martire e poi Sartorato. Noi come Comitato Italiano Paralimpico Veneto stiamo lavorando molto su questo aspetto, cerchiamo di fare più comunicazione possibile, cercando di portare più persone con disabilità a praticare lo sport, perché come diciamo sempre crediamo che lo sport è la migliore medicina, e realizziamo campus estivi, invernali, giornate dedicate allo sport paralimpico con tantissime realtà nel nostro territorio veneto, e ce ne sono veramente tante, come ce ne sono veramente tante persone ancora a casa che non si avvicinano allo sport, e quindi noi cerchiamo di lavorare bene attraverso i nostri canali social, le nostre pagine, per cercare di portare, perché è lì che ci sono i ragazzi adesso, i giovani, e cercare di portarli fuori da casa e praticare lo sport, perché come ho detto prima è la più buona medicina che ci sia. Si fa integrazione, si sta con gli altri, si cresce con lo sport, ti fa diventare più uomo, più donna, e credo che sia la parte bella, una parte bella della vita. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. È il discorso della disabilità, per esempio. La politica dovrebbe fare qualche campo sportivo, qualcosa, dargli i mangalori che lo gestisca loro e a gratis, perché non può andare al Parlamento. Adesso funziona tutto con il denaro, ma gente che ha bisogno così, se dà senza niente paga lo Stato, va bene, perché ha bisogno di essere aiutati, ma le promesse facciamo in tanti anni. E io di promesse ho sempre sentito questi discorsi, ma funziona solo se ti dai grandi scarsere, se ti puoi permetterti. No, bisogna, chi ha bisogno così, bisogna non dargli una mano, dargliene do. E questo è il problema vero, Mirella. Chi fa tutto alla Venezia, se devo fare le cose dello sport, 300 milioni, che se do via a casa da mettere il posto, i veneziani scappano via perché noi da casa. È tutto questione di soldi e anche di interessi. Venezia non aveva bisogno del parco dello sport, e aveva bisogno di mettere il posto le case che a Venezia, che ne 2.500 a Venezia e 1.200 a Giudecca. È sempre fare una bella palestra, chi dà in mano a chi che comanda con i disabili, chi ai volontari che si dà fare, chi dà loro, che gestisca loro, e chi dà ti fa pagare qualche cosa, quello che poi va bene, ma non è roba va avanti così, se no è impossibile a mettere tutto come che volevamo noi altri, come che il cuore tuo è una roba, è il cuore di un politico, non ha pelo, è pelo, non sente per nessuno, mi sente solo per loro, basta, ma come dai, non sto irradiarmi, ho 80 anni, Mirella, ne avevo passati tutti i colori, andavo
per gli istituti, per i manicomi, portarli da mangiare, a fare robe. Ho visto robe che dovevo scrivere non un libro, un'enciclopedia. Andavo a San Servo, quando era il manicomio, 60 anni fa a portarli da mangiare, a vedere in che condizioni che erano rimasti. Basagli è un eroe, ma non ha fatto niente perché non va più continuare sulla sua strada. Cara Mirella, che fa ti auguro buona domenica a te e anche ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo, grazie. Allora sentiamo anche il presidente Sartorato come commenta sia le parole di Martire che della telefonata di Rinaldo da Venezia. Prego. Ma certamente hanno toccato tutti e due appunto dei momenti importanti per dare allo sport qualche soluzione che possa migliorare la sua posizione all'interno della collettività. Allora è chiaro che la politica non può fare lo sport e gestire lo sport, lo deve dare alle associazioni, alle organizzazioni che sanno cosa vuol dire fare sport. Io mi sono trovato in questi anni appunto per dire come si dovrebbe gestire, che io mi sono trovato bene in questo caso quando ho ricevuto e partecipato a dei contratti, a delle convenzioni per l'utilizzo dell'impiantistica sportiva territoriale, dove poi noi come associazione gestivamo lo sport, nel senso che avevamo la libera scelta di fare gli interventi. Stiamo vedendo anche le immagini, Sartorato, prego. Di fare degli interventi strutturali, di modificare, di diciamo così, gestire questi impianti anche se non in maniera esclusiva, ma noi in questi momenti siamo ed eravamo strutturati ci siamo strutturati anche per fare questo tipo di operazione, per cui il risultato qual era? Che ad ogni piccola esigenza noi eravamo sul campo, noi eravamo sempre pronti per qualsiasi nuova iniziativa. Il nostro volontariato si metteva a disposizione per fare una manifestazione, per fare anche la manutenzione degli impianti, senza attendere che l'amministrazione dopo mesi e mesi venga a sistemare un canestro, venga a sistemare una lampada. Perché ci vogliono mesi? Esatto, perché la burocrazia purtroppo ha dei tempi, perché ovviamente devono osservare quelle che sono le normative, quindi su questo noi non vogliamo entrarci, però questo comporta ad un servizio che non è in regola, non è compatibile con l'attività sportiva. Allora Sartorato, lei ha anche dichiarato che deve gestire 800 praticanti per 5 discipline rappresentate, con 40 dirigenti e allenatori. Attenzione bene, dovremo affidarci ai consulenti, perché questo prevede le nuove norme, le nuove normative che qualcuno ha pensato di mettere nel piatto, non capendo che sta danneggiando quella realtà che veramente non aveva certo bisogno di queste regolamentazioni. Prego Sartorato, poi sentiamo anche Martire. Su questo campo purtroppo, come ho detto ai giornali anche tempo fa, sì, è bene, lo Stato ha dovuto seguire un po' le ordinanze della Comunità Europea e quindi ha trasformato i nostri bravi allenatori in lavoratori sportivi, e questo però cosa comporta? Che non è una cosa semplice, sembra un termine lavoratore sportivo tanto abbinato a un lavoratore normale, e quindi sono legati tutta una serie di importanti impegni, per cui c'è una lievitazione di quelli che sono i costi gestionali che vanno in capo alla società, perché la società per gestire un lavoratore non gestisce più un volontario, che il volontario in qualche modo ha maggior libertà di azione, maggior libertà di rimborso anche delle spese che il volontario fa, perché prima, quando era volontario, se partiva da casa perché veniva a fare anche l'allenatore, poco te pagavi come allenatore, cercavi di dargli qualcosina anche per i chilometri che metteva in campo per sostenerlo. Certo. Adesso, considerato lavoratore, il lavoratore quando ha un lavoro dipendente non viene considerato il tragitto dalla propria abitazione all'azienda, per cui quella fettina, diciamo così, quel po' di in più che si riusciva a dare, col piccolo supporto viene a non dover essere messo in Sentiamo campo. cosa ne pensa Pietro Martire. Presidente, cosa ne pensa? Ecco, questa politica
questi politicanti che non conoscono il problema, invece di supportare, stanno cercando di allontanare, perché veramente ti fanno perdere la voglia, ci vuole tanta passione per resistere, ve lo posso assicurare. Prego, Presidente. Sicuramente la riforma dello sport, come ha detto Sartorato, ha messo veramente in difficoltà molte realtà del territorio, e appoggiarsi sicuramente a chi la conosce bene e quindi spendere ancora di più risorse, soldi per mettersi in regola e seguire tutte le normative, ed è un peso ulteriore a queste realtà associative che fanno del volontariato puro. Credo che Sartorato abbia rappresentato in pieno quello che sono anche quello che è il problema reale degli allenatori, che non diventano più degli allenatori volontari, ma assunti con un contratto se raggiungono anche un tetto di contributi. Quindi sì, come avete detto prima, la riforma dello sport forse è stata data a chi lo sport forse non lo conosce proprio così bene. Sì, ma bisogna anche iniziare a parlare, Martire, perché se noi cominciamo a fare tutto quello che abbiamo fatto negli anni passati, a mettere la polvere sotto il tappeto, perché ho paura, mi novò, combatta e dopo mi danneggia, lo so che facciamo fatica lo stesso, Sartorato, e lo dico anche a Martire, ma almeno abbiamo il coraggio di parlarne, perché guai a fare qualche nome. Io penso anche al ministro Abodi, che mi sembra lavorasse in banca prima, era un dirigente bancario mi sembra. Io vorrei capire anche se veramente, ecco, viene anche dal mondo dello sport, se veramente capisce i problemi che ci sono, che hanno queste società, che hanno queste cooperative, che hanno questi presidenti, che noi stiamo parlando, che queste realtà stanno cercando veramente di far crescere i giovani sani e bene. Questa è la realtà, l'obiettivo. Non è che si voglia fare agonismo, per carità, poi ci sarà anche qui, intraprende questa strada, ma l'obiettivo di queste realtà piccole è quello di supportare il giovane in un momento di difficoltà, di fargli capire che grazie allo sport può trovare un'altra famiglia, un'altra realtà, grazie al diversamente agile può vedere il futuro in un'altra maniera, perché questo dicono anche gli atleti che io ospito in trasmissione. Chi avrebbe mai pensato, mi ha detto un olimpionico, il tiro con l'arco, che avrei, ecco, fatto questa disciplina? Eppure l'ho incontrata grazie purtroppo all'incidente che ho avuto, perché prima correvo in bicicletta e di sicuro non avrei mai immaginato. Poi la riabilitazione, l'avvicinamento di tante realtà e discipline mi ha fatto capire che forse posso rivivere lo sport in maniera diversa. Ma perché non lo capiscono, Martire? Eppure che parlate chiaro. Avete sempre spiegato i problemi, non è che non li conoscano, allora vuol dire che sei indirizzato ad altre cose. Sentiamo Sartorato. Ma chiaramente qui c'è un muro, perché non riusciamo, non dico a dialogare, ma abbiamo difficoltà a far capire che lo sport per la piccola associazione ha un suo obiettivo, quello di fare promozione, come lo andiamo a fare presso le scuole, che andiamo per far conoscere ovviamente tutte le nostre discipline, per attirare i giovani dalla piazza a farli entrare nell'ambito della palestra, che poi tra le altre cose dovremmo aprire un altro capitolo, perché c'è una mancanza enorme di impiantistica, ecco. Però lo sport, diciamo così, è strutturato dalla parte promozionale, che è quella che a noi interessa, perché è la base, perché noi prima dobbiamo fare grande sensibilità presso le famiglie, presso le scuole, perché i ragazzini conoscano lo sport, ma una volta conosciuto lo sport poi ci sarà il secondo step, quello che, vabbè, cominceremo a parlare di agonismo, e allora lì sono altre difficoltà gestionali, però nella prima fase noi dovremmo avere la mano, per così dire, libera, nel senso di cercare di avvicinarci il più possibile con minori costi possibili, ma vediamo che anche le piccole società con la nuova normativa chiaramente vanno a incozzare contro quelle che sono ovviamente le parti economiche, perché sia pure ci hanno dato l'opportunità di avere per i primi 2 anni una scontistica del 50% delle tassazioni che dobbiamo fare, eccetera, eccetera, però una volta che hai superato ovviamente questo limite ed entri nella tassazione, tu devi abbinarti a
consulente del lavoro, devi avere i commercialisti, cioè la piccola società in questo modo viene in percentuale ad essere penalizzata maggiormente della società strutturata, per cui invece di aiutare lo sport noi lo penalizziamo. Allora andiamo a vedere anche questo video che è molto importante, poi sentiamo anche Martire, dei centri estivi della Polisportiva di Casieri. Dopo vi spiegherò il perché parto con questo video. Andiamo a vedere. All my life, they be trying to keep me down. All this time, never thought I'd make it out. No, no. No. All my life, they be trying to keep me down. I decided I had to finish, but the media called me a menace. I done sat with the mirror and politicians, I'm trying to change the image. You can't blame my past no more, I come from the trenches. Some said I'd never be a superstar, but I know I'm different. I'm the voice, but the system ain't give me a choice. Know some people that's still unemployed. I know a felon who trying to get forward. Child support, your only support. For a visit, I'm going through courts. Went to jail, they was chaining me up. And you know that I'm famous as fuck. See how you gon' joke about stimulus, but they really had came in the clutch. I know some kids wanna hurt themselves. Stop trying to take drugs, I refer to myself. Trying to better myself, trying to better my health. But all my life, they be trying to keep me down. All this time, never thought I'd make it. Allora, Sartorato, centri estivi, perché non coinvolgiamo, io un pezzo che lo dico, questi ragazzi, questi bulletti, questi piccoli bulletti che cercano di pensare di avere il mondo in mano, invece assistiamo a delle fragilità incredibili, tanto è vero che loro hanno detto metteteci dei mediatori, vogliamo dei mediatori. Non riusciamo a capire che forse se li responsabilizziamo, li impegniamo, a fare anche loro dei centri estivi, a coordinare assieme magari anche a qualche persona esperta, naturalmente a qualche educatore, a coordinare questi ragazzini e diventare loro i protagonisti per cercare veramente di fargli capire che grazie anche allo sport possono intraprendere una vita diversa, un modo diverso di ragionare. Cosa dice Sartorato? È difficile. È difficile perché noi da oltre 20 anni facciamo i centri estivi, li abbiamo trasformati in centri estivi sportivi, quindi con tutte le nostre attività che abbiamo in essere, però riscontriamo che in una certa fascia di età c'è poca voglia, periodo estivo, di impegnarsi. Io ricordo dei momenti poco idilliaci, diciamo così, nel senso che avere i ragazzi di 13-14 anni, 13 che venivano a fare i centri estivi, li portavamo al centro ippico, salire sul cavallo, fare equitazione, si sedevano lungo il perimetro della pista e non volevano fare niente. Perciò diciamo così ci sono grosse difficoltà in qualche modo a renderli partecipi di certe iniziative. E nonostante, diciamo così, noi mettevamo in campo tutte le nostre abilità, perché abbiamo tutti istruttori, allenatori che sono da 20 anni, prendevamo poi, e tuttora abbiamo tra le persone, professionisti, diciamo così, esperti delle varie discipline sportive, con delle federazioni, e riscontriamo che una certa fascia di età è difficile ad agganciarla. Quindi anche se tu la rendi partecipe e dai, diciamo così, il testimone, viene ad aiutare, fai un progetto che noi lo sposiamo e ti aiutiamo anche in questo, troviamo difficoltà, poi anche le famiglie non è che ci aiutino in questo. Perché, ascoltate bene quello che dice Sartorato a casa. Purtroppo, diciamo così, il carattere, la personalità che si è formata nell'individuo, nel ragazzino, prevale quasi su quella del genitore, perché il genitore, purché il ragazzo sia contento, accettano qualsiasi decisione, purché il ragazzo si senta bene nel suo ego, nel suo io, e questo è calma però Sartorato, perché io ho parlato di bulletti che hanno commesso dei reati
E perciò in qualche maniera la legge prevede che loro siano inseriti in un contesto, perché non è che devono stare a casa, in un contesto o lavorativo. E io abbino anche lo sport, visto che lo sport dal 2023 è nella Costituzione ed è molto chiaro, perciò io ti obbligo, perché tu hai commesso un reato, perciò come ti obbligo a portare a spasso l'anziano, perché questo succede, o consegnare la borsa della spesa o fare qualche lavoretto, ti obbligo a fare qualche disciplina. Siccome ne abbiamo tantissime, possibile che non ce ne sia una, vabbè, non mi piace il cavallo, ti piace tirare a botte, beh, te fa la box, qual è il problema? Ecco, cosa ne pensa Martire, Presidente? Sì, come ha detto Sartorato, è un tema molto delicato, molto difficile. Credo che questi giovani adesso bisogna cercare di capire come stimolarli, e non è semplice. Il cellulare, i social, quel mondo che ormai è entrato prepotentemente nelle loro vite, è da capire se possiamo fare qualcosa in quell'ambito o comunque trovargli degli stimoli per praticare dello sport. Io quando vado nelle scuole cerco sempre di trasmettere a loro che una delle parti più belle della vita è proprio quello di legare fra di loro, cercare fra di loro di creare le più belle amicizie, perché l'amicizia ha un valore importante nella vita. Io ne sono testimone, perché ho avuto tanti amici che mi sono stati vicino nel momento di difficoltà, e cerco di trasmettere questo a loro. E sinceramente nell'ultimo periodo che ho girato parecchie classi, ho trovato terreno fertile, quindi cerchiamo di non essere sempre negativi, ma cerchiamo di guardare questi giovani con un futuro migliore e guardarli sotto anche un occhio positivo. Guardi Marti, se è una cosa che io faccio è difendere i giovani tutte le mattine. Il problema è che io non devo difendere quelli bravi, perché quelli sono già bravi e stanno facendo un buon lavoro, anche nel mondo del volontariato. Io devo occuparmi di quelli meno bravi, devo intrigare quelli perché hanno 14, 16, 18 anni e devo fargli capire che la strada che hanno intrapreso è pericolosissima, perché hanno il nemico dietro l'angolo. Tanto è vero che in questi mesi stiamo assistendo a delle cose incredibili che avrebbe mai immaginato. Un pugno di ragazzini sta tenendo in mano i sindaci, stanno tenendo in mano le persone, perché gli anziani hanno paura di uscire di casa alle 17 del pomeriggio, le forze dell'ordine. Capisce bene che non è possibile, Martire, non è possibile continuare a far finta di niente, dare tutte le attenuanti e le ragioni che hanno. Perfetto, hai sbagliato, adesso fai questo percorso, lo fai con lo sport, che penso lo sport non faccia male a nessuno, anzi coinvolge anche la famiglia, perché lo deve portare, se è minorenne, lo deve andare a prendere, se lo riporta a casa, no che questo vada in giro dove vuole fare quello che vuole, perché è minore, e la legge che prevede che il minore va tutelato dalla famiglia in prima persona, deve stare al massimo 3 ore con i nonni, pensate, con i nonni al massimo 3 ore se è minore, poi deve ritornare in famiglia. Siccome abbiamo le leggi chiare, ma non so come vengono applicate perché devo ancora capirlo, forse anche tutti noi, se ci mettiamo assieme, perché dobbiamo metterci assieme, Martine, è inutile parlare, perché possiamo fare la manifestazione da soli quel giorno, bellissima, ma fino al prossimo anno non ne parliamo più. Invece no, dobbiamo incontrarci, dobbiamo far sì che questi giovani si incontrino tra di loro. Non sono il male questi giovani, è che hanno intrapreso una via, perché hanno tutte le attenuanti possibili, in primis la famiglia che difende l'indifendibile, perché lo dicono i professori che io ospito, perché quelli bravi li abbiamo già, è là che dobbiamo far crescere la famiglia, responsabilizzarla. Sartorato.
In effetti è così, la nostra difficoltà è proprio quella di ricevere anche dalle istituzioni questo legame, questo rapporto, perché se fosse messo in atto probabilmente potremmo anche trovare delle soluzioni, perché è chiaro che se tu entri dentro in un gruppo e questo gruppo comincia ad avere all'interno delle proprie relazioni eccetera, facile che l'individuo che fino a quel momento non è mai entrato nell'ambito sportivo, scopra un altro mondo e magari possa anche piacere, perché trova divertimento, perché alla fine va a casa soddisfatto, perché ha trovato dei nuovi amici, ma su questo però qualche volta bisogna che sia quasi imposto, perché da solo non ovviamente bisogna imporlo. Come impongono certe cose, noi cerchiamo di imporre anche delle discipline sportive, non solo lavorative ma anche sportive. Ripeto, nel 2023 lo sport è nella Costituzione. Celestina da Cavarzere, ciao Celestina. Ciao Mirella, ascolta che te parlavi prima dei disabili e tutto quanto. Pronto? Sì, ti sentiamo Celestina. Che parlavi di disabili e tutto quanto. Mi me gode fame, vita fame fioi. E mi ho portato dappertutto perché qua piccola, qua ultima che me ne è morto 15 mesi fa, e avevo portato a Lourdes tante volte, e non mi vergognavo di portarla via, che tanti maestri si rifiutavano di tenere la scuola, ma mi ho sempre lottato con tutti e tre che essi qui in paradiso, tutti e tre. No. Una del 75, una del 90 e una del 2002. Mi gode fame, vita e parlamai ai dottori, e a ultima volta che avevo ricoverato e ha marito in pronto soccorso se voglio farla sopravvivere una dottoressa, non ho niente coi terroni, ma vada qui dottori, vada a ritirare il collo, vada a Mirella, perché abbiamo fatto una bestia, non ero così una volta, non ero così. Vabbè, ti ho perso 3 fioi, non so. Guarda Celestina, ti sei anche brava. Guarda, a me veniva infermiere, la dottoressa veniva quando facevo da dottoressa, da infermiera e tutto quanto, e andava in ospedale, mi veniva a casa con dei piaghe che diceva Madonna non so più buona farla stare meglio, e ho sentito che la facevo stare meglio, veniva 3 volte a settimana infermiere perché sarebbe morta se non veniva infermiere, però e mi diceva roba e mi accuravo, non aspettavo le ore che venisse, mi accuravo tutte le mattine al mezzogiorno quando mettevo il letto, che alzavo e tutto quanto. Mi hago sempre così a tutta qua e miserie, sì, io farla stare meglio. Ascolta Celestina, ma cosa che diresti da quei genitori che ancora non riesce a capire l'importanza invece di questa creatura che veramente sono delle figure meravigliose? Cosa vuoi dire? Guarda, che si chiedesse da perderli e se cosa dopo. Grazie Celestina, un grande abbraccio, sai cara Celestina, mi fa molto piacere di questa telefonata, di questa mamma. Capite quanta strada c'è ancora da fare, non tutto va bene, come ha detto Celestina, sembra che veramente questa sanità qua nel Veneto sia un'eccellenza, per carità sarà anche un'eccellenza, ma mancano poi gli aiuti alla persona, il dopo, quando escono da questi ospedali meravigliosi, perché bisogna dirlo, perché abbiamo degli ospedali, però c'è il dopo che manca. Allora andiamo a vedere, prima di andare in pubblicità, un abbraccio da tutti noi, sai Celestina, mi fa piacere che hai chiamato. Ecco, andiamo a vedere questo video di Martire, cosa fa Martire, andiamo a vedere. C'è un tempo per i baci sperati, desiderati, tra i banchi della prima D, occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardandola riflettere sulle domande, tranello della pro, non cascarci amore, no. Questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha, voglio trovare
questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Preferisco vivere senza mai più chiedere, preferisco stringere che lasciare perdere. Vivo nel confronto di un secolo e un secondo e non trovo così assurdo che il mondo sia un istinto. Ti va se ci lasciamo, che torna il desiderio, poi vieni qui vicino e raccontami un segreto. Io so di un vecchio pazzo che parla alle persone di cose mai accadute per vivere un po' altrove. Io la vita la prendo com'è, questo viaggio che parte da sé, che non chiede il permesso mai a me. Io la vita la prendo com'è. Puoi lasciare adesso le vecchie convinzioni, ne costruiremo altre con nuove mie parole. Ci penserò io a tutto, tu dovrai un po' affidarti e perdona la freddezza, ma spero che mi salvi per starmene in silenzio in sere più autunnali. Ricordo me in un parco a dire mostra quanto vali e non essere mai affranto se un sogno non si svela. Ho visto gente esclusa ridere a squarciagola. Io la vita la prendo com'è, questo viaggio che parte da sé, che non chiede il permesso mai a me. Io la vita la prendo com'è, non prenderò Allora, prima di commentare col presidente Pietro Martire questo bellissimo video che ci ha mandato, andiamo in pubblicità. E siamo con Bruno Sartorato, presidente Polisportiva Casier, ed è collegato con noi Pietro Martire, responsabile CIP Venezia, presidente associazione Oltre il Muro, che abbiamo visto il video. Intanto complimenti Martire, bellissimo questo video che fa capire cosa vuol dire inclusività, socializzare, questo è l'aspetto, sentirsi normali Sartorato, come tutti gli altri, fare le stesse cose. Complimenti, prego Sartorato, prego Martire. Come dico sempre, prima di tutto siamo delle persone. Recentemente mi sono avvicinato anche allo sport, il tennis tavolo, un bellissimo sport molto inclusivo, dove le persone con disabilità possono giocare contro le persone cosiddette normodotate, e non tutti gli sport paralimpici questo succede. Mi sono avvicinato al tennis tavolo, ho trovato una bellissima famiglia a Milano, la tennis tavolo San Bartolomeo. Sono partito 2 anni fa, bussando a quella porta, si è aperto un portone e grazie al presidente Marco Bortoletti si è innamorato del mondo della disabilità, e insieme, se sono partito io da solo, adesso siamo più di 7 atleti con disabilità a praticare questo bellissimo sport. Quindi ci sono realtà dove basta bussare, e se si apre una porta veramente si possono creare e formare delle cose che neanche te le immagini, e quindi ringrazio ancora la tennis tavolo San Bartolomeo e tutti i ragazzi che si sono avvicinati, e vi consiglio, avvicinatevi allo sport, perché lo sport è vita. Bravo Martire. Allora andiamo a vedere anche questo video della festa dello sport Polisportiva Casier.
Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes untied. I'm like a broken record, I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical, I gotta kill me till you tell me on the heavenly phone to hold tight. Come on, come on, come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. It's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I wanna know. I wanna know. You got, yeah, you got a high. You got, yeah, you got a high. Allora parlavo proprio con Bruno Sartorato, ma quanta passione a Bruno Sartorato, ma quanta passione a Pietro Martire, e questa passione va premiata rimanendo vicino a loro, cercando di supportarli anche come famiglie, come nonni, genitori, per far capire l'importanza di queste figure, perché se si stancano loro, guardate che non ce n'è per nessuno. Prego Sartorato. Questo sì, in effetti è difficile trovare un testimone al quale lasciare ovviamente la gestione, anche perché oramai ci vuole una certa professionalità, scusate se uso questo termine, ma una conoscenza un po' di tutti gli aspetti burocratici, tecnici, fiscali, per cui da solo non puoi mai fare niente, quindi ci devi legare ovviamente a delle persone di qualità e devi soprattutto condividere con gli altri, con i genitori, perché i progetti li porti avanti solo esclusivamente se hai questi aiuti, però questi aiuti sono un po' difficili qualche volta, tanto per dare un esempio, domani noi abbiamo una gara interregionale di ginnastica artistica e ho bisogno di una decina di genitori, perché dovevo spostare dal sito dell'attività di ginnastica sul palazzetto, per cui non facciamo la gara se non abbiamo i genitori che vengono, però c'è sempre questa difficoltà di avere il rapporto e la disponibilità delle persone. Dobbiamo cominciare da casa per casa a suonare il campanello, dico ascolta, hai voluto venire fuori sì o no a portare sto ragazzo? Sentiamo Martire come ci saluta, perché il tempo è finito, poi vi lascerò con un video molto bello sempre della polisportiva di Casier con la danza. Allora Martire, andiamo a suonare campanello per svegliare quei genitori che dormono. Sveglia Veneti, serve anche a questo, svegliatevi. Prego Martire. Si potrebbe fare, ma credo che la comunicazione sia importante, trasmissioni come queste, arrivare ai ragazzi, come dicevo prima, tramite i social. Vi lascio con una citazione che a me piace molto: essere diversi non è né una cosa bella né cattiva, significa solamente che sei abbastanza coraggioso da essere te stesso, e quindi siate sempre voi stessi e fatelo con una cosa che non dobbiamo mai perdere, che è il sorriso. Grazie a tutti. Bravo Pietro Martire, sono proprio contenta di essere stata
stamattina a interloquire con questo Pietro Martire, responsabile CIP Venezia, soprattutto presidente associazione Oltre il Muro, le barriere, ecco questo muro mentale che abbiamo, ecco questo muro che facciamo fatica a buttare giù, anzi qualcuno sta cercando anche di alzare questo muro, ma siamo in tanti, Bruno, calma e sangue freddo, dice la Mirella. Grazie a Pietro Martire, grazie a Bruno Sartorato, presidente polisportiva di Casier. Noi vi lasciamo con questo video, questa prima parte molto bello di danza. Grazie, andiamo con la danza e poi in pubblicità. Tagliare il servizio civile è una scelta vergognosa perché vuol dire colpire i giovani e il loro entusiasmo. Parla Pietro Bean, il consigliere che ha la delega sul servizio civile per il comune di Padova. Intere aree del Veneto resteranno senza operatori, ci rimettono le fasce più deboli. E ripeto, si colpiscono i giovani e il loro entusiasmo. Decisione vergognosa. Allora intanto ringrazio veramente Pietro Bean di essere così qui con noi questa mattina, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili di Padova. Allora Bean, poi dovrebbe collegarsi anche il dottor Giulio Franceschini, psichiatra, così sentiremo anche lui perché stiamo veramente diventando matti, specialmente con i giovani, col mondo giovanile. Ecco, perché queste dichiarazioni Bean? Perché è così pessimista e soprattutto sta cercando di far capire dove hanno veramente colpito in maniera incredibile, poi non tutti sopravviveranno, Attenzione, prego Bean. Intanto buongiorno a tutti e a tutte, grazie mille per l'invito e per l'opportunità di parlare specificatamente di questo tema che mi interessa moltissimo, non solo in quanto delegato alle politiche giovanili, che quindi
cura tutti i servizi che l'Ufficio delle Politiche Giovanili di Padova mette in atto, ma anche in quanto cittadino. È un tema che in realtà è tornato in auge fortemente negli ultimi giorni, perché in seguito ad alcuni episodi di violenza giovanile alcuni sindaci anche della stessa maggioranza di governo attuale hanno proposto, tra cui se non sbaglio il sindaco di Treviso, di inserire i giovani che commettono atti di violenza o di bullismo in percorsi di servizio civile. Io ovviamente sono assolutamente d'accordo e penso che questo sia uno strumento molto interessante, molto importante per riavvicinare quei giovani che magari si sono persi, sono in difficoltà, hanno sbagliato alla comunità, per far capire loro quanto è importante lo spirito di solidarietà che ci deve legare tutti e tutte nella nostra comunità. Quello a cui però stiamo assistendo è un indirizzo politico del governo che va in senso assolutamente opposto, perché pensate che nei prossimi anni per la programmazione triennale dei vari enti territoriali che aderiscono ai programmi di servizio civile sono stati tagliati da circa 300 milioni di finanziamento, ne sono stati tagliati 200 e siamo arrivati a 100 milioni, con una riduzione di posti del servizio civile per quest'anno destinati a ridursi ancora da circa 76.000 a 52.000 sul piano nazionale. In Veneto abbiamo perso 1.900.000 euro di finanziamento e i posti per il servizio civile sono diminuiti di 422 unità. A Padova abbiamo mantenuto i 45 posti che diamo come politiche giovanili e che inseriamo nelle varie attività solidali di welfare locale con le politiche giovanili e con gli altri assessorati, ma ci sono intere zone del Veneto che sono scoperte. Quindi non è solo che di solito si pensa, no, che è sempre il sud a essere più penalizzato da questi tagli orizzontali di opportunità per i giovani o per chi cerca lavoro o ha bisogno di opportunità in generale. No, invece in questo caso anche la nostra regione, che tra l'altro ha una tradizione, Mirella, di volontariato importantissimo e nei servizi precedenti mi sembra che l'avete dimostrato bene, anche la regione del Veneto patisce questo taglio ed è grave perché con la tradizione di volontariato che abbiamo noi e gli enti territoriali, comunali che possono offrire un servizio civile ai giovani siamo in grado di costruire delle esperienze davvero interessanti, formativi e che avvicinino i giovani al senso di comunità e al senso di solidarietà. Io non ho fatto il servizio civile, però ho fatto tanto volontariato, ho 32 anni e vedo ogni giorno i nostri volontari che si attivano per far andare bene i musei, le biblioteche. Abbiamo servizi di doposcuola in cui dei ragazzi maggiorenni aiutano i bambini e le bambine in difficoltà, abbiamo studenti e studentesse che lavorano a diretto contatto con i servizi sociali per aiutare persone in stato di marginalità, abbiamo tantissimi progetti che possono aiutare i giovani per l'appunto a crescere, a formarsi. E tagliarli secondo me significa, e secondo anche quello che è la mia forza politica, insomma il Partito Democratico, significa veramente privare i giovani di un'opportunità importante e soprattutto aumentare le diseguaglianze. E qui magari concludo, poi magari ci sarà altro modo di parlarne diversamente, perché questo è il nodo centrale. Il servizio civile consente a chi in un momento della sua vita magari non ha particolari opportunità o non ha idea di cosa fare esattamente nella propria vita, di avere un minimo di retribuzione per dare qualcosa alla comunità e aiutare anche chi è in svantaggio, chi è in difficoltà. Penso agli anziani, penso alle persone con disabilità che sono spesso oggetto delle attenzioni di chi fa servizio civile, di chi fa un determinato progetto. Se noi tagliamo i fondi e togliamo ai giovani questa opportunità, andiamo a colpire loro e vuol dire che non siamo neanche in grado di dare loro un compenso di 500 euro al mese, quindi vuol dire che andiamo a tagliare proprio tutto ed è un'iniziativa davvero molto classista, ma andiamo anche a colpire tutte quelle persone che beneficiano di quelle reti di welfare territoriali che si reggono anche sui volontari del servizio civile, penso all'assistenza agli anziani, ai disabili e alle persone con disabilità, e quindi andiamo a togliere opportunità e diritti non solo ai giovani ma anche a chi ha bisogno non solo del loro entusiasmo, per tornare alla mia dichiarazione di prima, ma della loro energia, della loro forza, del loro vigore, della voglia di cambiare le cose.
Quindi secondo me sarebbe più che urgente ripristinare i fondi per il servizio civile sul livello nazionale, anzi addirittura aumentarli e aiutare gli enti territoriali a costruire una programmazione triennale del servizio civile ancora più efficace, che dia ancora più opportunità e possibilità di crescere e di formarsi ai giovani. Allora, intanto ringrazio Beam per queste parole. Avete sentito che preparati sono? Avete sentito questo giovane, perché ha 32 anni, come lo chiamiamo, che ha le idee chiare su quello che si potrebbe fare per migliorare la qualità della vita e la responsabilità del giovane. Però io adesso passo la parola al dottor Tullio Franceschini, psichiatra, per capire, dottor Franceschini, veramente con i messaggi che stanno dando questi giovani, anche quelli bravi che cercano di aiutare anche quelli meno bravi, ma non riescono a farsi ascoltare. Io ho sentito poi in questi giorni la preoccupazione che c'è nel nostro paese, parlo di paese, dottor Franceschini, con questi ragazzi che non vogliono più uscire dalle loro stanze, questa si chiama hikikomori, questa patologia, nel silenzio totale. E quello che mi fa pensare è che sento parlare sempre qualcuno che dovrebbe stare zitto. Invece se facessimo parlare gli esperti del settore, tipo lei, dottor Franceschini, questi giovani, metterli assieme, quelli che vivono la realtà del giovane, che sanno come parlare a questi giovani, e invece io vedo dei tavoli di lavoro che delle volte mi chiedo: ma cosa fa questo qua? Ma sa di cosa si parla? Ecco, com'è la situazione, dottor Franceschini, anche nel nostro territorio, con questi suicidi, con i hikikomori, con tutte le baby gang, e che diamo importanza forse a quello che dovrebbe aver meno importanza, che sono questi ragazzini che ne combinano di tutti i colori. Prego, dottor Franceschini. Allora, guardi, io mi riallaccio al discorso dell'assessore, perché mi sembra un discorso molto importante sia da un punto di vista psichiatrico che da un punto di vista criminologico, e rispondo al contempo alla sua domanda. Perché? Perché il servizio civile è una di quelle occasioni che permetterebbero di aiutare l'altro, ma anche di aiutare se stessi, perché il servizio civile è un'occasione di instaurare delle relazioni, è l'occasione per intraprendere un'attività che cala nella realtà questi ragazzi che spesso vivono in una realtà del tutto artificiale, una realtà spesso irraggiungibile, comunque non tangibile, astratta, distante dal mondo reale. Il mondo reale invece è quello di cui parlava l'assessore. Ecco. Questa è proprio un'occasione, un po' come la scuola, un po' come le attività sportive, un po' come le attività artistiche, musicali. Sono occasioni relazionali che, diciamo, permettono di stare bene, di avere delle relazioni, di imparare delle cose, e nel caso del servizio civile anche di aiutare gli altri. Ecco, quindi è una grossissima possibilità dal punto di vista psichiatrico per tutti i giovani e anche meno giovani, e anche da un punto di vista criminologico sarebbe importante, perché l'idea di cui parlava l'assessore di alcuni sindaci, ecco, devo dire che io su sta faccenda del servizio civile non sono molto specificatamente preparato, però devo dire che quell'idea a me sembra ottima, cioè che al posto di punizioni assurde, questi ragazzi che commettono delle piccole, diciamo, dei piccoli reati, diciamo, che un po' al limite, ecco, possono essere tipici dell'adolescenza, ma certamente certe volte vanno oltre la tipicità. Ecco, che vengano utilizzati, che vengono indirizzati verso a fare un servizio civile, secondo me è una cosa importantissima, perché finalmente si calano in un mondo un po' più sano, per quanto, diciamo, bisognoso di aiuto, e calati nella realtà. Quindi escono da tutto quel circuito che poi predispone all'argomento che lei mi propone, cioè quello dell'aumento dei suicidi tra i giovani e dell'isolamento dei giovani, perché di fatto
come ho già avuto modo di dirle, ecco, intervistato da lei, purtroppo i giovani vivono in un mondo che favorisce l'astrazione, cioè è distante dal servizio civile, è l'opposto, è la fantasia, è il mondo di internet che è diventato la principale, la più grave, da strumento utile, perché non dico che non sia utile, è diventato una delle principali piaghe della nostra società. Ecco, vorrei ancora aggiungere rispetto a quel che ha detto, se mi lascia un attimo. Ci mancherebbe, dottor Franceschini, prego. A quel che ha detto l'assessore, guardi che io, anche se diciamo non mi impegno politicamente, però comunque sento che aria tira, ecco, e l'aria che tira è esattamente il contrario di quello che dice l'assessore. E io sento un'aria guerrafondaia, ma guardi, non è che voglio criticare questo governo che chiaramente sta andando in questa direzione. Ecco, sto dicendo che da tempo c'è quest'aria guerrafondaia che purtroppo anima un certo tipo di cultura che è la prevalente in questo momento. Cioè i ragazzini a scuola in certe scuole vengono portati a vedere le basi militari. Dico, ma una cosa di questo tipo, quando io ero giovane, avrebbe sollevato una rivoluzione. Adesso invece sembra normale, che bello, andiamo a vedere i cacciabombardieri che uccidono le persone a destra e a sinistra, stupendo. Ma che discorso è? Grande dottor Franceschini, che contenta che sono di averlo ospite stamattina con Bean, che purtroppo non è assessore, dottor Franceschini, è un consigliere comunale con delega alle politiche giovanili di Padova, ma speriamo che venga promosso, visto che anche l'appoggio del dottor Franceschini, che di sicuro non è l'ultimo della classe, glielo diremo al sindaco di Padova e veramente ai cittadini di Padova di ascoltare i giovani di Sveglia Veneti, si chiama, svegliatevi, abbiamo Leone da Tre Baseleghe, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora Mirella, hai appena detto che c'è tanta gente che parla tanto e dovrebbe invece stare zitta. Allora l'hai detta per me. comunque no, per te di sicuro no. Parlo lo stesso, dai. Allora hai questo politico Bean, signor Bean del PD, è stato in una trasmissione qualche tempo fa su Focus. È tanto bravo a parlare, a dire, e ha parlato così tanto che non è riuscito a far parlare nessuno. Cioè, tutti quelli che volevano parlare, lui li massacrava, non potevano proprio parlare perché aveva ragione lui. Fra le cose che proponeva era quello di non prendersela con i borseggiatori, perché bisognerebbe educarli. Ma come facciamo a educarli se poi li lasciamo fuori ancora? Dovremmo metterli in un posto per educarli. È per quello che io voto a destra. Ma questa destra qua non ha fatto niente ancora, perché questi borseggiatori continuano a essere lasciati liberi. E qui non è possibile questa cosa. Quando uno borseggia, quando uno ruba, quando uno va a prendere la casa a un anziano, tu questo qua lo prendi, lo metti in un posto, lo educhi. Non voglio dire che siano una prigione, però ci vuole un posto per educarlo, non lasciarlo libero dopo, il giorno dopo. Non è possibile questa cosa. Io adesso continuo a vedere anziani che vanno all'ospedale, tornano a casa e trovano la casa occupata. Per me questo è peggio del cannibalismo. Non è accettabile che un anziano, un povero anziano che va all'ospedale, torna a casa e si trova la casa occupata e non si può liberare la casa perché ci sono bambini. Io queste donne che con bambini che vanno a prendere gli appartamenti degli altri, farei la donna, la metterei in prigione e la darei una bella educazione. I bambini ti affiderei a una famiglia migliore, una famiglia che ha bisogno di bambini, che vuole educare dei bambini. È per questo che io non voto PD, perché è un continuo belle parole e basta.
Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Leoni, dopo dirò qualcosa anch'io, ma prima voglio sentire come risponde Pietro Bean. Prego Bean. Beh, stavamo parlando di servizio civile e non di borseggiatori. In ogni caso ho anche capito a quale trasmissione faceva riferimento il telespettatore. Semplicemente io ho una visione per cui i reati che vengono compiuti, soprattutto i piccoli reati, quindi parliamo di furti o anche atti di bullismo, piccola devastazione o cose di questo tipo, sono spesso compiuti da persone in stato di marginalità sociale, in stato di difficoltà economiche, e per questo non vanno scusati. Ma semplicemente io dico che la soluzione di metterli in carcere per 10 anni sperando che poi tornino fuori delle persone per bene e che sappiano perfettamente inserirsi nella società è una soluzione che non ha mai funzionato, non è mai esistita e anzi ha portato semplicemente allo straripamento delle carceri e a non educare nessuno. Credo ci vogliano delle pene più rieducative, soprattutto per chi commette reati perché proviene da uno stato di marginalità, di difficoltà o si sente forzato a compiere atti di questo tipo oppure si trova nella situazione a non poter neanche capire la gravità di quello che ha fatto. E questo vale per chi commette reati provenendo da contesti di marginalità, ma vale anche per i giovani che ancora minorenni magari sbagliano o commettono un atto di bullismo nei confronti dei loro coetanei. Io penso che in questi casi qua ci serva la giustizia riparativa, e cioè non punire come avendo la scure della punizione, pensando che in questa maniera qua li rieduchiamo, mettiamo loro paura e facciamo loro capire che queste cose non si commettono, perché non serve, perché continuiamo a vedere che non serve, ma invece inserirli in progetti rieducativi seri, validi. In questo senso la proposta di mettere i giovani che hanno commesso reati o violato la legge all'interno del percorso di servizio civile, se questo fosse adeguatamente rifinanziato, è un'ottima proposta, perché come diceva lo psichiatra prima, il servizio civile e le attività di volontariato in generale, perché il servizio civile è un'attività di volontariato, aiutano a costruire legami e relazioni, aiutano a capire quale può essere il proprio posto nel mondo per contribuire al benessere della collettività. Se uno vive questa esperienza è in grado anche di riflettere sugli errori che ha commesso, su come si è comportato in maniera magari egoistica, violando le regole, e quindi è in grado di riflettere, ripensarci, fare autocritica e poi condurre un'esistenza, una vita più migliore. Molto chiaro, e sostanzialmente Bea, sentiamo anche cosa ne Questo pensa. è il punto fondamentale. Sì, Bea, adesso passo la parola al dottor Tullio Franceschini per commentare l'importanza di quello che ha detto Bean, che condivido in pieno. Voi sapete che non avevo Bean come ospite, ma ho detto che io abolirei i carceri minorili, l'ho detto poco tempo fa. Metterei questi ragazzi a lavorare, a fare sport, a reintegrarsi anche fisicamente, perché veramente hanno bisogno anche di questo. Invece noi li etichettiamo, dottor Franceschini, un ragazzino, un minore che spaccia magari con 1 o 2 bustine diventa uno spacciatore, uno fa un piccolo furto diventa un ladro. Ecco, dobbiamo capire di smetterla con le etichette, e quello che io dico che questo carcere minorile, forse perché voi non lo conoscete, non sapete, ma guardate che non sono dei delinquenti, sono solo dei ragazzi che devono essere rieducati. Questo è. E come rieducarli? Facendo del bene alla comunità, alla società, anche con il servizio civile. E l'ha detto anche un psichiatra. E rispondendo a Leone, se Bean ha preso la parola e la visibilità è perché non li sentiamo mai. E loro hanno talmente tante cose da dirci, Leone, che nel momento che sono in una trasmissione, una realtà
di comunicazione, loro hanno talmente tante cose da dire perché non li ascoltiamo mai. Sono poche le volte che noi li vediamo nelle trasmissioni. Nelle trasmissioni ci sono sempre i soliti noti con il tira a terra e dice, un'altra volta ancora quello, che scato e che negò. Allora, se qualche volta questo giovane ha tutta questa energia dentro che ha voglia di dirvi di tutto, ascoltate come ha detto il dottor Franceschini e capite che forse sta parlando per migliorare la comunità. Dottor Franceschini, a lei. Dunque, allora, io direi, prendo sempre il discorso un po' in generale. Beh, prima di tutto che gli aspetti delinquenziali non sono solo della marginalità, casomai i reati sono diversi, ecco, ma certamente non appartengono. Abbiamo visto, voglio dire, figli di personaggi famosi di che razza di reati sono accusati, quindi la marginalità sicuramente è una cosa che contribuisce, ma non è quella la causa, ecco. E poi l'altro concetto che a me sembra importante, anche perché avendo tantissimi anni di esperienza col tribunale ho visto tantissime cose, è che il mondo purtroppo si divide in personaggi, come dire, forcaioli e altri assolutisti, diciamo, che ignorano che ci sono in realtà delle personalità altamente devianti e anche antisociali, direi, anche in età giovanissima. Questo dato di fatto, cioè che non possiamo pensare che tra i giovani che delinquono siano tutti uguali, assolutamente. Questo comunque non ha niente a che fare con l'altro discorso, che invece è quello della certezza della pena. E questa è la cosa importante, perché io ho detto prima che mi è piaciuta molto l'idea dei sindaci, perché la pena non significa soltanto carcere, significa per esempio un contributo alla società in termini di servizio sociale. Questa è una pena che può essere molto utile a tante persone, ma non a tutte, perché altrimenti ricadiamo in un'ideologia opposta a quella forcaiola. Ecco, non a tutti, perché purtroppo ci sono delle persone che hanno un'aggressività tale, hanno sofferto talmente tale, perché guardi, io non è che giudico, ecco, hanno sofferto talmente tanto che purtroppo hanno un'aggressività che risulta pericolosa per le altre persone. Ecco, e quindi, come diceva quel signore là, di cui ovviamente molte cose non condivido, ma certamente non è che le borseggiatrici possono o devono poter girare tranquillamente a rapinare a destra e a sinistra perché poverine hanno sofferto, perché poverine sono disagiate. Anche loro devono avere la loro pena, che non significa rinchiudere in carcere per 10 anni, ma certamente una proposta come quella dei sindaci, obbligarle a fare un servizio civile riparatore, sicuramente sì, ma non vedo perché no. Guardate, io vi posso fare un esempio molto molto importante a cui ho assistito in questi ultimi anni, ecco, e che voi l'avete visto forse in maniera indiretta, ma io l'ho vissuto frequentando un ambiente giovanile, sportivo giovanile, per quanto riguarda la normativa sul discorso a guida in stato di ebbrezza o comunque con un tasso alcolico elevato. Prima i ragazzi non si preoccupavano assolutamente di bere e di guidare da ubriachi o comunque da non sufficientemente sobri da garantire la sicurezza degli altri. Quando è uscita quella legge, che non era particolarmente punitiva, era semplicemente una gestione di un comportamento che poteva essere pericoloso, e cioè discorso palloncino, discorso tasso alcolico, e soprattutto, e qua torniamo al discorso della pena, che non è necessario sia la pena di morte, ma quei controlli che giustamente vengono applicati nel periodo post ritiro patente. Da quel momento in poi, quando loro hanno cominciato a sapere che c'era una pena, e la pena non era gravissima, era semplicemente stare senza bere, andare ai controlli del SERD e via dicendo, che sono comunque una gran rottura di scatole, ecco, che questo è garantito, ma è giusto che siano così, perché questa è la pena. E questo funziona, perché da quel momento in poi, da quando si è diffusa la voce di quelli che erano stati sottoposti ai controlli, di quanta rottura avevano avuto e per quanti mesi, via dicendo, loro hanno cominciato a discutere, questi io li ho sentiti, su chi non beveva quella sera.
E questa è la certezza della pena e non ha a che fare con l'ideologia né forcaiola né assolutista a tutti i costi, perché comunque un conto è essere autoritario, un conto è essere autorevoli, e i genitori e lo Stato deve essere autorevole. Se uno commette un reato deve essere un punito, che non significa per forza doverlo mettere in galera, e invece deve essere, come dice l'assessore, rieducato. E il settore sociale, per esempio, il lavoro obbligatorio nel settore sociale è una ottima forma di rieducazione. Condividiamo, Molto dottor utile. Franceschini, condividiamo. Abbiamo Luciano da Desenzano, devo correre purtroppo perché l'ora sta volando. Prego Luciano. Mirella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno agli ospiti. Completamente d'accordo con il psichiatra, questo ultimo signore, completamente d'accordo al 1000% con il signor Leone, ma ieri sera lì con Bacialli c'era quel signore che non vive neanche in Italia, ma è un veneto, sì, che è intervenuto, che 2 o 3 ragazzini di 13-14 anni stavano aggredendo, no? E l'hanno picchiato, e ieri sera era in trasmissione. Ma cosa fai a queste? Ma non è neanche, Mirella, non è neanche le 20-30 euro magari che ti rubano, ma i documenti, gli stranieri che sono qua in Italia. Poi hai visto una signora col bastone, lo straniero richiede 1 euro e lei non glielo dà, e lui l'ha bastonata, tra parentesi. Ma queste incinta non c'è bisogno di metterle in galera, bisogna metterle in qualche centro dove lavorano, insegnarle a lavorare. Questi bambini rom, quando avranno 15-16 anni, cominciano a rubare. E te lo ripeto, lasciamelo dire, Mirella. Televisione di Milano, la rom di 16 anni arrestata, piangendo, ha detto queste parole: i miei genitori sono là in roulotte che si divertono e a me mi mandano a rubare. 16 anni, stavo piangendo. Dai Mirella. Dai Luciano, ne parliamo. Io spero che questa trasmissione serva a questo. Luciano, devo correre, sei stato chiaro, se no non riesco a far parlare anche gli ospiti, che per me sono molto importanti, sentire le varie realtà delle persone anche competenti, dalle persone che stanno cercando di migliorare anche questa società. Beh, ma il problema che sussiste, e mi fa molto piacere che in questo contesto sia d'accordo sia lei che rappresenta il PD che il sindaco Conte e altri sindaci che di sicuro non sono del PD e di centro-sinistra, però le idee per la comunità sono quelle. Perché? Perché sono anche sindaci giovani, dobbiamo dire la verità, sono sindaci che vivono la realtà quotidiana e stanno cercando di capire come affrontarla, e questi sindaci giovani non parlano di carcere ma parlano appunto di impegno civile. E come fai a dire di no, a non essere d'accordo? Avete sentito anche Leone, avete sentito anche Luciano, che sicuro di sinistra non sono, ma condividono le parole di Franceschini e di Bea, dove di iniziare a non parlare più di carcere e basta, di vedere situazione per situazione. Bea. Sì, gli esempi che hanno fatto i telespettatori mi consentono di allargare ulteriormente questa visione che hai ben descritto, no Mirella? Quella che quando si parla di giovani non si può parlare di carcere, punizioni particolarmente acri e pesanti, ma bisogna parlare di rieducazione, di metterli in un contesto formativo che gli aiuti a capire chi sono e magari anche dove hanno sbagliato, e a dare il meglio per la comunità. Io prima ho detto che il servizio civile è volontariato, giusto? Perché il servizio civile cos'è? È un'attività di volontariato con un minimo di compenso inserito in un contesto territoriale, con un ente territoriale o un comune o una ULS che organizza questa attività. Però è volontariato, quindi la soluzione, volendo trovare la categoria più ampia ancora, non è il servizio civile, ma è il volontariato, l'attività di volontariato. E io faccio un altro esempio di una cosa estremamente utile che potrebbe aiutare addirittura a prevenire comportamenti antisociali attraverso un'educazione direttamente nelle scuole, che sono il presidio vero e proprio
dentro cui i giovani possono crescere con una mentalità per l'appunto inclusiva e solidale nei confronti della propria comunità. Invece di fargli fare l'alternanza scuola-lavoro, che abbiamo visto servire estremamente poco e anche causare eventi tragici, ricordo la tragedia di Lorenzo Parrelli e delle morti sul lavoro che hanno colpito anche persone giovanissime in alternanza scuola-lavoro. Mattia Battistetti, ricordiamo anche Mattia Battistetti e altre realtà. Assolutamente, cerchiamo di trasformare questa alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama PCTO, il più possibile in attività di volontariato. È giusto che i ragazzi non stiano solo sui banchi di scuola? Probabilmente sì. È giusto mandarli a lavorare per quanto abbiano un percorso professionale prima dei 18 anni? Secondo me è sbagliato, è affrettato e li abitua a far capire che il lavoro è l'unica cosa nella vita. Fermo Bea, perché abbiamo un'altra telefonata, se no mi cade la linea, funziona così. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao Tito, ospiti. Due cose velocissime. La prima, per esempio, mi ascolto la tua trasmissione per sentire dai tuoi invitati progetti, idee, proposte, e se la persona, tuo invitato, ragioni in maniera, per dire, diversa dalla mia, lo ascolto con maggiore attenzione, perché mi guardo la trasmissione per acquisire nuova conoscenza e nuovi ragionamenti. E infatti mi nervosisco tantissimo quando le persone, invece di parlare delle proprie proposte, si ferma e comincia a battere il tasto a criticare gli altri partiti o gli altri oppositori. Noi altri ascoltiamo le trasmissioni per sentire le proposte, le idee e non le critiche fatte agli altri. È un appunto del metodo. Quello che ha detto il signor Bean, non l'ultimo intervento ma quello precedente, magari che fosse possibile prendere un giovane che sbaglia, un giovane che delinque, per dire, e rieducarlo. Purtroppo però questa idea può essere possibile, per esempio, con quei due ragazzi di Treviso che a Malmenà, quel povero malcapitato, quelle delle persone che vive in una famiglia, che frequenta scuola e la società, e quei può essere presi e reinseriti. Il limite purtroppo è riguardo a quei settori sociali emarginati, nulla da dire, ma a volte non mi sembra che sia emarginati per colpa altrui, ma per scelta, come per esempio i Rom, oppure ormai purtroppo una gran fetta di immigrati, chiamiamoli irregolari, che poi è qui che va a delinquere per strada oppure fare atti violenti verso le persone. Verso quelle persone lì mi penso che è impossibile prenderli e reinserirli nella società per rieducarli, per il motivo semplice che intanto questi qua non si mai sta inseriti nella società, ma anche perché mi pare che sia la lampante non vuole inserirsi, cioè non è voler essere cattivi o razzisti, ma per esempio quei povere ragazze che va a borseggiare nei metropolitane a Venezia e via parlando, per una che vuole ribellarsi, che ne ha tre che va a picchiare perché vuole ribellarsi, cioè purtroppo la società attuale moderna che ha lasciato per troppi anni troppo spazio a dei frange, dico frange che è una brutta parola, ma comunque sociali, che si sta a immaginare sempre più, che sguazza ormai quasi quasi in questa immaginazione e non vuole assolutamente essere inserita nella società. E qua è il limite, e qua purtroppo il carcere può essere uno dei pochi sistemi per limitare il problema. Non fosse altro che finché una ragazza o un ragazzo è dentro il carcere non può essere fuori a delinquere. Molto chiaro, Vladimiro, devo correre, scusatemi, ma se no non riesce. Ma deve essere un carcere buono e non cattivo. Ecco, grazie Vladimiro, sei stato chiaro. Sentiamo come commenta il dottor Tullio Franceschini. Prego, dottor Tullio Franceschini. Sì, allora, dunque, intanto vorrei chiarire che io ho usato un po' come sinonimi il servizio sociale e il servizio civile, e prima di tutto appoggiavo in pieno la proposta dell'assessore che questi servizi siano incentivati per, come occasione per ragazzi che vogliono fare qualcosa di buono, ma come punto di incontro, come momento relazionale. Ma quello che ipotizzo anche che possano entrare in un sistema che garantisce la certezza della pena, quindi che questo servizio possa diventare, tra l'altro anche adesso,
possa diventare obbligatorio nel caso di piccoli reati, cose di questo tipo. Voglio dire, se sono riusciti a applicare la misura Berlusconi, penso che si possa riuscire ad applicarla anche dagli adolescenti. Grande dottor Franceschini. E non mi sembra comunque una cosa cattiva, perché, ecco, perché comunque guardi, contrariamente a quel che dice ecco, l'assessore su questo non mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo invece che ragazzi che hanno purtroppo una famiglia disturbata, e non intendo una famiglia povera, ma dico disturbata anche economicamente agiata, e che non riescono a lavorare, cose di questo tipo, che non riescono, dico che non, come dire, tra virgolette, non hanno voglia di studiare, oppure nei miei termini non riescono a studiare, quindi a farsi una formazione di quel tipo, nel mondo del lavoro invece, che non significa necessariamente sfruttamento, possono trovare delle ottime occasioni. Sono d'accordo, dottor Franceschini. Abbiamo Fabio da Padova, vai Fabio, veloce Fabio, vai. Può diventare. Tutti. Ascolta, volevo solo dire una cosa, che io sono andato praticamente in centro a Padova giorni fa e c'erano 7-8 ragazzi africani, non so se erano marocchini o non so, che si picchiavano in pieno centro e avevano anche dei coltelli in mano. Nessuno ha fatto niente, nessuno ha denunciato questo fatto e mi hanno detto lì, gente che ha il negozio lì, che ne succede spesso e volentieri questi fatti qui. Allora manca la severità, cioè qui bisogna punire chi si comporta male e il carcere secondo me non serve a niente, anzi peggiora la situazione. Bravo Fabio, grazie Fabio, vado avanti perché corre il tempo, ridò la parola. Grazie Fabio, sei stato chiaro, più chiaro di così, mi fa piacere, un po' alla volta ce la faremo a capire l'alternanza che può essere al carcere, inserirli in questi contesti. Mi scusi dottor Franceschini se l'ho interrotta, ma se no mi cadono le linee. Prego. Non c'è problema, io avevo finito il mio discorso, dico che il lavoro che non deve essere necessariamente sfruttamento, anzi assolutamente non deve essere sfruttamento, non è un delitto. Lavorare può essere invece un'occasione di imparare qualcosa di concreto, che non sia usare internet e usare il computer, che per carità offriranno sicuramente delle occasioni di lavoro, ma rappresentano anche degli strumenti, purtroppo sono diventati degli strumenti di schiavitù, perché alla fine il computer ci schiavizza. Dottor Franceschini, mi scusi la domanda, ma vorrei capire con lei cosa sta succedendo e come poter anche aiutare questi genitori, questi familiari che molte volte non riescono a capire che da soli non si va da nessuna parte, bisogna aiutarli visto che abbiamo le figure competenti. Come si può arrivare a non capire che tuo figlio sta vivendo un momento difficile? Questo figlio che riesce a mettersi una maschera, che non dà segnali, anche se io so benissimo invece che i segnali li ha, perché purtroppo abbiamo fatto anche un convegno a Palazzo di Trecento proprio dedicato a una persona che si è suicidata e il psichiatra relatore ha detto i segnali c'erano ma bisogna saperli anche leggere, non sono di sicuro delle volte i familiari. Oppure arrivare a questo hikikomori, questo ragazzo che si chiude nella stanza e non vuole più uscire, oppure all'anoressia. E si parla molto di psicologi invece di parlare magari di psicoterapeuti, di psichiatri. Ecco, com'è la situazione, come la vede dal suo punto di vista, dottor Franceschini? La situazione dal mio punto di vista è questa. Dunque ci sono pochi genitori che fanno del male, giusto perché appunto l'umanità non è così bianca o nera, ci sono pochi genitori che fanno del male volontariamente ai propri figli. Ce ne sono invece tanti che purtroppo involontariamente creano loro dei problemi. E una delle cose più frequenti, ma è anche comprensibile, è che i genitori facciano fatica a vedere o riconoscere i problemi nei figli, perché quando si vuole bene una persona si riesce, diciamo, difficilmente a vederla in modo obiettivo, comunque si tendono a valutare più gli aspetti positivi piuttosto che negativi, quindi oppure si preferisce, diciamo,
chiudere gli occhi, perché in ogni caso, visto che i figli sono lo specchio dei genitori, bisognerebbe riconoscere un proprio errore che spesso non si capisce che è involontario, e ripeto, non è una questione di cattiveria. Ecco. Quindi diciamo c'è questo primo ostacolo, e cioè l'affettività dei genitori nei confronti dei figli, e poi c'è soprattutto la difficoltà di riuscire a affrontare il problema. Guardi, non è affatto facile, purtroppo vedo delle coppie di genitori che finalmente si decidono a fare qualcosa, e io li vedo quasi sempre del tutto innocenti, cioè però quando poi cominciano a parlarmi di quello che ha fatto e come si sono comportati, si vede chiaramente che hanno avuto dei comportamenti che hanno, diciamo, non dico favorito, ma comunque che hanno lasciato spazio a un certo tipo di comportamento. In questo, come ho detto anche in altre occasioni, purtroppo aiutati da questa cultura attuale che è totalmente, assolutamente ci sta portando alla rovina, secondo me, perché è una cultura vincente dell'unico che vince, tutti gli altri che ovviamente perdono, e per cui bisogna per forza fare qualcosa che comporta una visibilità e non qualcosa che aiuta a stare meglio, come per esempio, tornando al discorso iniziale, un servizio di tipo sociale. No, perché bisogna arrivare primi da qualche parte, ma se uno si occupa del servizio sociale è difficile che arrivi primo, perché comunque dedica il tempo agli altri, oltre che a se stesso direttamente, e invece uno che si impegna fortemente per vincere il torneo di tennis, quello va benissimo, capisce? Cioè, purtroppo c'è una cultura di un certo tipo, lo Stato ha chiaramente esautorato la famiglia, l'ha spodestata, anche con l'aiuto di certi giudici, anche quelli che ovviamente hanno avuto dei comportamenti indiscutibili. L'abbiamo visto all'epoca del Covid, ma lo vediamo anche adesso per quanto riguarda tutto il discorso della scelta del sesso, che naturalmente, non sia ben chiaro, io non è che ho niente in contrario contro chi si sente donna in un corpo di uomo o viceversa, ma certamente che un bambino di 12 anni possa decidere, anche indipendentemente dai genitori, questa a me sembra una follia assoluta. Molto chiaro, dottor Franceschini, e la ringrazio. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, esempi dati dai genitori, dai nonni, però anche le forze dell'ordine danno degli esempi non validi. Porto un mio che mi è successo ieri venendo a casa. Allora, avevo davanti una pattuglia dei vigili urbani di Silea. Praticamente si innesta il ponte per andare a casa mia e dopo ci troviamo o girare a destra o girare a sinistra. I vigili non avevano i fari accesi. È obbligo, hanno detto che è obbligo, il codice della strada. Arrivati alla fine del ponte, hanno girato a sinistra senza freccia. Allora, questi insegnamenti dovrebbero darli loro? Se avevo magari i miei nipoti in macchina, mi dicevano: nonna, guarda i vigili come si comportano. Allora, questi insegnamenti dovrebbero dare anche gente più competente. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia. I fari accesi sulle provinciali bisogna anche spiegare, perché magari a volte si fa anche un po' di confusione, però l'importanza è che hai detto bene, perché delle volte capita che anche loro sono uomini, sono donne, sono persone che sbagliano come tutti gli altri purtroppo, però giustamente uno che vede dice non va mica bene, perché in quel momento vede un'istituzione, vede la polizia locale. Allora sentiamo, ormai siamo in chiusura, ecco come commenta le parole delle telefonate, ma anche del dottor Franceschini, e soprattutto a mio avviso bisogna insistere, ce la faremo Bea, perché siamo tutti uniti in questo. Avete sentito anche le telefonate, non sono d'accordo in parte, però quasi tutti cominciano a capire che non è il carcere minorile o il carcere in se stesso che risolverà il problema, ma è il bene della comunità, lavorando nella comunità e per la comunità col servizio civile. Prego Bea.
Sì, questo è l'importante, no? Si possono avere idee differenti, sfumature ideologiche, politiche diverse, ma l'importante è che collettivamente come comunità ci rendiamo conto che dobbiamo tendere verso un modello differente, più per i giovani rieducativo quando sbagliano e che li inserisce in contesti di volontariato, di solidarietà fin dall'inizio, fin dalla scuola, che è il vero centro di formazione e di crescita per i ragazzi oggi, invece che un sistema che li punisce sonoramente e si aspetta che poi tutto cambi. Tra l'altro faccio notare che quello che è stato tagliato è il servizio civile universale, cioè quello organizzato dallo Stato in collaborazione con gli enti che aderiscono al bando statale, quindi vari comuni, le ULS e anche associazioni private, eccetera, eccetera. C'è anche il servizio civile regionale che io spero possa essere utilizzato per compensare tutti i posti che sono stati tagliati sul piano statale. Non sarà facile, ma il punto è che ad ogni livello istituzionale, regione, Stato, comune, bisogna collaborare per costruire questo modello per cui i giovani possono fare servizio civile universale o regionale, possono crescere, se sbagliano possono, invece che una pena particolarmente rigorosa, mettersi a fare servizio sociale, come diceva per l'appunto il dottore, e in questo modo essere inseriti in un percorso di rieducazione e riavvicinamento alla socialità, e possono secondo me fare anche attività di volontariato fin dalla giovanissima età, perché ho capito che il dottore è più dell'idea rispetto a me che magari l'alternanza scuola-lavoro serve, però io mi sono fatto l'idea che per un ragazzo di 16 anni è molto più educativo a Padova andare a lavorare 2 volte alla settimana alle cucine economiche popolari e dare da mangiare a chi è meno fortunato, piuttosto che andare in fabbrica o in degli studi professionali in cui viene sostanzialmente sottopagato. E questo lo dico perché abbiamo una realtà lavorativa che purtroppo in questo momento, per la carenza di tutele che ha, l'abbiamo visto con Suviana, con le morti sul lavoro, con le storie di precarietà, è una realtà molto pericolosa per i minori, e quindi io credo che sia più importante anche per prevenire certi comportamenti antisociali e per favorire il loro inserimento nella collettività, fargli fare esperienza di volontariato in sostituzione a esperienze lavorative già quando sono anche a scuola. Anche perché, Bea, la interrompo per aggiungere che io che invito tutte le associazioni di volontariato, quasi tutte quelle che riesco a arrivare, quelle che conosco, perché non ci conosciamo neppure tra di noi, siamo talmente in tante, che sono senza giovani. Non abbiamo i giovani, io sento questi presidenti di associazioni che tutti quanti sono senza giovani. Allora noi abbiamo i giovani e li abbiamo isolati perché hanno sbagliato, perché devono andare al carcere minorile. Abbiamo le associazioni di volontariato che sono là veramente in attesa che questi giovani arrivano. Abbiamo le scuole che non si riesce a capire dove sono fortunato, quale scuola sono fortunato a frequentare, o quei docenti che capiscono, ecco, che anch'io magari potrei avere qualche impegno diverso dopo la didattica, che mi piacerebbe fare qualcos'altro, e noi ci ritroviamo, spero con la mia associazione invece e con la mia trasmissione, di parlare di questo. Andiamo a vedere, devo correre, questo cartone animato molto bello di Lorenzon proprio sul servizio civile. Andiamo a vedere. Ti ho voluto dare una mano e ti ho iscritto al servizio civile. Come al servizio civile? Sì, al servizio civile. Ma io non voglio. Parti domani in mantinente e finalmente imparerai un po' di disciplina. Servizio civile? Ma io non voglio andare al servizio civile. Ironia e leggerezza quella che Andrea Lorenzon, creator digitale, ha messo nel suo cartone per promuovere il bando per il servizio civile, attivo da dicembre e con scadenza a febbraio per i giovani dai 18 ai 28 anni. Giocare sul fraintendere il servizio civile con quello militare per far conoscere anche a chi non lo sa l'opportunità che per un anno i giovani possono vivere nel loro territorio. Linguaggio per fare breccia nei cuori di tutte le generazioni, cioè bisogna farli ridere, bisogna essere interessanti e divertenti. Ho cercato di parlare con persone che come me non avevano alba di questa opportunità, perché secondo me può essere veramente un'occasione d'oro e che potrebbe interessare ai giovani. Puoi scegliere di candidarti per fare qualsiasi cosa: cultura, ambiente, aiuto agli anziani. Su quello esperienza, aiuto già mia mamma col telefono. Ma tua
mamma non ti paga i contributi, vero? No. 182 progetti, quindi stiamo parlando di 182 posti all'interno non solo delle amministrazioni comunali, di altri enti come l'azienda ULS, come tutta la parte che riguarda anche i centri di servizi, ma anche le associazioni e tutto il mondo del volontariato. Opportunità che agevola i giovani nei concorsi pubblici grazie alla possibilità di ottenere una riserva del 15%. Avere dei contratti con la pubblica amministrazione, quindi anche con l'ente locale, rivolto con contratti di formazione lavoro e apprendistato che diventano fondamentali averli proprio legati ai ragazzi e ai giovani del servizio civile. I sindaci riuniti nell'Assemblea dei Comuni alla disperata ricerca di personale si augurano che questa campagna chiami a raccolta quanti più ragazzi possibili. Abbiamo scelto un creator che è Andrea Lorenzon, in arte Cartoni Morti, uno dei più famosi youtuber italiani che per nostra fortuna risiede in provincia di Treviso, e l'abbiamo coinvolto nella realizzazione di un video che ci auguriamo appunto arrivi direttamente al target, magari scavalcando quella che è la classica comunicazione istituzionale. Ti sto portando a Sant'Andrea di Barbarana. E dove si trova? È vicino a Fossa. E dove si trova? Vicino a Momesso. E dove si trova? Vicino a Fagarè. E dove si trova? Ma come dove si trova? Fagarè, Fagarè della Battaglia. Fagarè della Battaglia. Ah. Eccoci arrivati. Allora, per passare il colloquio devi dimostrare di saper gestire le nutrie del Piave. Come le nutrie? Allora, dottor Franceschini, come commenta? Tutto serve, cerchiamo di raggiungere l'obiettivo che è quello che abbiamo detto, l'importanza di capire dove andare a parare con questi ragazzi, con queste persone. Prego, dottor Franceschini. Fermo l'utilità e la necessità di potenziare il servizio civile, il servizio sociale, sia come momento, come dire, di crescita e anche come momento di punizione, se vogliamo, ecco, cioè di certezza della pena. Direi di non confondere il problema pericolosità del lavoro con il lavoro, perché anche nelle associazioni di volontariato purtroppo anche quello è un lavoro pericoloso. Io posso citare un esempio di un operatore che è stato accoltellato, quindi ogni mestiere è pericoloso, bisogna cercare di ridurre la pericolosità dei lavori. E lì sul discorso della diga mi pare che ci sia parecchio da discutere, perché non si sa neanche a che titolo lavorassero quei dipendenti. Quindi ribadisco questa cosa, ho conosciuto tantissime persone che nel lavoro si sono realizzate, non sono state schiavizzate e le cose sono andate benissimo, quindi non vedo perché tutti devono fare il volontariato e qualcuno non deve invece andare a lavorare, fermo restando che un conto è essere schiavizzati e un conto è imparare un mestiere, che è sempre una cosa utile. Quindi io mi auguro che i servizi sociali e i servizi civili vengano potenziati sicuramente, sia in senso propositivo sia in senso come misura alternativa alla pena. Grazie dottor Franceschini, molto grazie di essere stato con noi, la inviterò ancora perché vorrei parlare anche di salute mentale. Ieri ho incontrato dei genitori disperati con questo ragazzo, denunce di tutto, li picchia, li massacra, ma ce l'hanno ancora a casa, non sanno più a chi rivolgersi. Ecco, e questo è un discorso che approfondiremo, dottor Franceschini, se lei avrà piacere di partecipare ancora alla trasmissione, sono tante le cose che dobbiamo parlare per cercare di svegliare qualcuno che ancora non ascolta. Grazie dottor Franceschini. Velocissimo, Bean, come ci saluta? Velocissimo. Saluto ringraziandovi per l'opportunità che mi avete dato di poter parlare di un tema così importante, perché noi vediamo spessissimo nelle trasmissioni televisive, sui giornali, una narrazione che sui giovani li stigmatizza sempre andando a raccontare quello che è il caso negativo. I casi negativi senza ombra di dubbio ci sono, ma ci sono anche le opportunità, ci sono tanti giovani che si mettono al servizio della comunità, e più riusciamo a mettere giovani al servizio della comunità, più loro staranno meglio e più creeremo una società, una collettività, una comunità più coesa che è in grado di guardare avanti le sfide del futuro. Ecco, io penso che dobbiamo smetterla di emarginarli, di escluderli, ma renderli al centro i giovani dei nostri progetti e saperli anche valorizzare e soprattutto saperli ascoltare. Con la comunicazione che abbiamo dato oggi, secondo me abbiamo dato un racconto di questo tipo molto prezioso, molto importante, e per questo ti ringrazio. Grazie a Pietro Bean, consigliere comunale e delegato alle politiche giovanili di Padova, del Partito Democratico, e ancora grazie al dottor Tullio Franceschini, psichiatra. Pubblicità.
Ricordando Giacomo Matteotti, a 100 anni dal suo assassinio per mano fascista, giovedì 18 aprile, ore 16, Liceo Classico Canova Treviso, Aula Magna Giorgione, via Mura Sant'Eonisto numero 14, Giacomo Matteotti, martire antifascista per la democrazia e la libertà. Conferenza che ci sarà col professor Ernesto Brunetta dell'Ustresco. Allora, Vernier, cosa vuol dire oggi questo ricordo a Giacomo Matteotti, questo martire, qualcuno dice antifascista per la democrazia e la libertà? Prego, Vernier. Matteotti è credo un personaggio significativo sia per quello che ha fatto negli anni precedenti alla guerra. Dobbiamo ricordare che Matteotti è stato impegnato fortemente nelle battaglie contro la guerra, contro gli stermini che si determinarono nella prima guerra mondiale. E poi è importante perché è uno dei primi che comprende che il fascismo non è solo violenza, ma sta portando, anche se allora c'era una visione ancora non precisa di che cos'era il fascismo, ma stava portando a forme di violenza che potevano sfociare anche in una dittatura. Il suo assassinio, che avviene dopo che lui denunciò alla Camera i brogli che ci furono e le violenze che ci furono durante le elezioni del 6 aprile 1924 e poi denunciò anche altre cose, la commistione di interessi tra fascisti e una famosa compagnia petrolifera, fu poi sequestrato ed assassinato. La sua morte è uno spartiacque, perché se fino allora il fascismo era stato visto come violenza prevalentemente, prima di Matteotti ne avevano uccisi anche altri, insomma non è il primo, però con Matteotti c'è lo spartiacque. Il fascismo, dopo un momento di sbandamento, si avvia verso una forma che è la forma dittatoriale, che è quella che porta poi anche ad ulteriori omicidi. Subito l'anno successivo vengono picchiati a morte Giovanni Amendola e Piero Gobetti, due liberali, e poi alle leggi cosiddette fascistissime che portarono in prigione o, se non peggio, al grosso degli antifascisti italiani, tra cui Antonio Gramsci. Ecco, quindi questo è il significato di Matteotti, un martire per la libertà, ma anche per le idee di socialismo e di progresso. Questo è quello che vogliamo anche ricordare quando parleremo di Matteotti. Poi si può discutere quanto era stato capito in quel periodo la natura del fascismo. Certo, era stata capita prevalentemente come elemento di violenza utilizzato dalla grande borghesia, perché ricordiamo che la grande preoccupazione, c'erano stati i moti del 1920, il cosiddetto biennio rosso, ma prima ancora c'era stata la rivoluzione d'ottobre, quindi c'era una paura mondiale, direi quasi. 360 gradi? Sì, e quindi c'è una situazione complessiva che porta poi il fascismo, che è il primo episodio importante di violenza reazionaria di tipo nuovo che appare in Europa. Allora, ringrazio anche Sergio Tazzer, dottor Sergio Tazzer, giornalista e scrittore, e la mia domanda è anche questa. Eppure Giacomo Matteotti si batteva per la democrazia e la libertà. Eppure quello che vediamo anche oggi, purtroppo a distanza di anni, non di molti anni, ma di tanti anni, che questa democrazia e la libertà ancora fa fatica ad emergere, perché c'è la dittatura, c'è
questo business, c'è la borghesia, c'è l'alta società che riesce a sopprimere ancora i deboli, non c'è niente da fare, le fragilità. Basta vedere le guerre a due porte da casa che abbiamo, cioè la storia ha insegnato poco, eppure gli esempi li abbiamo avuti e Giacomo Matteotti è uno di questo. Prego Tazzer. Sì, la storia non si ripete mai uguale, tuttavia stamattina rileggevo qualche frase di Piero Gobetti. Piero Gobetti scrisse che il fascismo allora nasce dall'invadenza del cattolicesimo e della demagogia dell'Italia liberale. Ormai non siamo più a questi livelli oltranzisti di cattolicesimo illiberale e di liberalismo anacquato e antioperaio. E però sono d'accordo io con Piero Gobetti quando scrive che il fascismo è l'incancrenirsi dei mali tradizionali della società italiana. La società italiana delle grosse, è molto malata in questo momento, è malata perché è squilibrata dal punto di vista territoriale, della ricchezza, dell'istruzione, della solidarietà. La solidarietà, sì, ci sono degli esempi che soprattutto lei porta in televisione, ma in realtà c'è una presenza di miseria sociale, miseria economica molto vasta e molto diffusa. Matteotti, tornando a Matteotti sottolineò, Matteotti era un figlio di una famiglia ricca, era considerato il socialista milionario, era odiato dalla sua classe, quella degli agrari. Ecco, e tuttavia Matteotti si batté per un solidarismo sociale che lo portò ad aderire a quella che era il socialismo democratico e liberale, quello dei Turati e del Partito Socialista Unitario, di cui fu anche segretario. Allora, Vernier, l'Istresco, che è questo istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana, sta cercando di far capire anche al mondo scolastico, andando nelle scuole, facendo questi interventi, questi convegni, questi dibattiti. Ma i ragazzi di oggi, secondo lei, questi ragazzi che fanno fatica molti a trovare la strada giusta, anche politica, visto gli esempi che abbiamo tutti i giorni, ecco, come facciamo a intrigarli invece per far capire che anche tra di loro ci sarà un Giacomo Matteotti, perché sicuramente ci sarà anche tra di loro. Io ho fiducia nei giovani, i giovani che vediamo sono quelli che si battono proprio per la democrazia, per la libertà, per l'ambiente, per la parità. Prego, Vernier. Il problema è che sono passati 100 anni dalla morte di Matteotti e quasi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e purtroppo la memoria non sempre è facile trasmetterla, perché mi pare che sia oggi difficile capire che cos'è il fascismo, cos'è stato il fascismo. Bene, il fascismo è come un virus che si trasforma e probabilmente nelle modifiche, perché poi violenza ce n'è stata anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la fine del fascismo storico, ma è anche una violenza che si manifesta sotto altre forme, modi di reprimere, di comprimere quel mondo dei lavoratori che era il mondo in cui si batterono Matteotti e non solo Matteotti, insomma tutta l'esperienza della sinistra democratica italiana. Ecco, mi pare che trasmettere ai giovani questo sia un'impresa estremamente difficile, ma è anche difficile perché molti non capiscono, anche a sinistra, che occorre allargare la consapevolezza dell'antifascismo, cioè portare anche forze che possono essere lontane dalle posizioni della sinistra a comprendere quelli che sono stati i valori dell'antifascismo, ma anche comprendere quali sono state le idee fondanti
Il fatto che nella iniziativa che noi facciamo ci sia il patrocinio del Comune di Treviso e della provincia di Treviso è un atto estremamente importante. Magari qualcuno a sinistra può dire ma cosa c'entrano questi che sono giunte di... E invece è importante allargare, diciamo così, gli spazi e far partecipare alle battaglie dell'antifascismo più forze possibile. Però io aggiungo anche Vernier, non solo il Comune di Treviso e la provincia di Treviso, ma siete riusciti ad unire il sindacato. Io vedo sulla locandina CGL, CISL e UIL, che di solito anche ultimamente non li abbiamo visti compatti, e questo fa molto male al sindacato perché sono temi importanti, mentre voi, grazie a questa figura, siete riusciti, ecco, a unire questi importanti sindacati che forse sono quelli che avevano proprio la parola anche nel passato, che si sono battuti anche loro per la libertà dell'operaio, per la libertà anche delle famiglie. Tazer, prego, l'importanza del sindacato unito. È importantissimo che il sindacato unito. L'altro giorno mi sono molto meravigliato quando c'è stato questo sciopero a cui non ha partecipato la CISL. Soprattutto in questi momenti e di fronte a certe scelte occorre scendere in campo uniti. Ha fatto bene Vernier a sottolineare la presenza del patrocinio sia del Comune di Treviso sia della provincia di Treviso, e fa bene Vernier a sottolineare la circostanza che occorre allargare il campo di interesse e di sostegno di questa volontà antifascista che esiste ancora nel popolo italiano, anche se il popolo italiano ha altro a cui pensare in questo momento. Devo dire che per quanto riguarda il centenario di Matteotti ci sono stati dei ritardi, ci sono stati dei momenti in cui sembrava che a livello centrale ci fossero veramente dei freni non del tutto percepiti dall'opinione pubblica, ma che comunque ci sono stati. Ora si va avanti. A Rovigo è stato inaugurato una grande mostra su Giacomo Matteotti. Rovigo, a Fratta Polesine, Giacomo Matteotti nacque appunto, e la sua casa natale viene restaurata ed è ancora visitabile ed è aperta al pubblico gratuitamente. Quindi tra l'altro noi che non abitiamo non molto distante sarebbe bene ogni tanto anche metterla tra le mete di un turismo più o meno intelligente sostanzialmente. Nel convegno che noi invece facciamo il 10 di maggio non abbiamo tirato la giacca né il Comune né la provincia, però abbiamo avuto il patrocinio non soltanto del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario per la morte di Giacomo Matteotti, ma anche del Consiglio regionale del Veneto. E questo vediamo è molto qui la importante. locandina Tazer, eccola qua la locandina, sì, appunto anche col Consiglio regionale del Veneto. Devo ringraziare anche il Comune di Treviso che ci ha concesso la sala Tullio Guadagnin a Palazzo Rinaldi, e anche i relatori, insomma, c'è l'ex professore di sociologia dell'Università di Padova Fabrizio Ferrari, che parlerà non soltanto di Matteotti ma anche di un altro grande socialista che fu Bonaventura Ferrazzuto. Bonaventura Ferrazzuto era l'amministratore dell'Avanti. Quando l'Avanti fu chiuso venne assunto da un altro socialista che si chiamava Rizzoli, Angelo Rizzoli, del quale fu uno dei collaboratori principali. Entrò nella Resistenza, fu catturato dai fascisti e finì nel castello di Hartheim, passando per il Camino in Austria. Poi c'è Valeria Zagolin, che tutti noi conosciamo, già assessore del Comune di Treviso, a capo delle istituzioni, diciamo, a difesa della donna del Trevigiano, che parlerà da Anna Kulisciov-Avelli a Titta Matteotti, la moglie di Matteotti. Pensate, era una cattolica molto credente rispetto al marito, che era invece anticlericale come erano i socialisti di allora. Poi ci sarà il professor Leonardo Vecchiotti, che parlerà di Matteotti politico incompreso. Invece io ricorderò un compagno di banco
a Montecitorio, il primo deputato socialista della provincia di Treviso eletto nel 1919, Tommaso Angelo Tonello, che fu poi nel secondo dopoguerra, anzi nel primo dopoguerra, fu il leader indiscusso dei contadini della sinistra Piave. Il suo venne chiamato il feudo Tonello, si batté per la trasformazione dalla mezzadria alla colonia, fu pestato anche lui, anzi precedette come vittima dei pestaggi fascisti lo stesso Matteotti, e lui comunque riuscì a salvarsi perché fu esiliato in Svizzera. E quindi è una bella storia da raccontare, anche perché non molti si ricordano questo personaggio, che poi fece parte dell'Assemblea Costituente e fu anche senatore nell'Italia Democratica. Allora Varnier ha citato alcune donne, il dottor Tazzer, io ne citerei una che è la nostra premier Giorgia Meloni, che non riesce a dire la parola antifascista. Questa donna però che è pressata dai suoi stessi organi di partito, e non è sempre semplice, ecco, fare questo percorso assieme. Noi abbiamo il Presidente del Senato che veramente col nostro Matteotti, non so come se li avessimo tutti e due al tavolo come dibattito cosa salterebbe fuori. Ecco, però le istituzioni che dovrebbero dare l'esempio anche a questi giovani per avvicinarli alla politica fanno fatica, perché c'è sempre qualcuno che tira da una parte o dall'altra, però il giovane deve conoscere la verità, la storia del suo paese, del suo territorio. E anche la scuola fa fatica, perché la politica è entrata all'interno delle scuole. Anche questi docenti che avrebbero magari il piacere di insegnare la vera storia devono stare attenti. Allora siamo in democrazia oppure viviamo un qualcosa di diverso, Varnier? E cosa vorrebbe dire a questi giovani e soprattutto cosa ne pensa di Giorgia Meloni? Prego. No, voglio dire innanzitutto subito che la democrazia in Italia è ancora forte. Purtroppo si presenta in modo troppo frastagliato, troppo diviso, ma le componenti antifasciste e democratiche in Italia, bisogna riconoscere, sono ancora forti. Un po' stupide, perché trovano sempre il modo di dividere e di perdere, ma però insomma la base sostanziale del nostro paese è una base profondamente democratica. Cosa penso sulla Giorgia Meloni? Beh, penso che probabilmente, non so se sia una questione del romanesco, ma la parola antifascismo non riesce proprio, non gli suona in bocca, no? A parte gli scherzi. È che lei risponde a un mondo che in parte è ancora legato a quella storia. Basta guardare il Presidente del Senato, no? Che confuse un gruppo militare per una banda musicale, ma a parte questo, no? E certamente questa non volontà di dichiararsi antifascista è una cosa che lascia un segno poi concreto nella società italiana, perché vede, io non giudico solo negativamente Giorgia Meloni perché non ha la forza e il coraggio di dichiararsi antifascista, ma la giudico per alcuni atti che sta compiendo, quello che si sta, non so, Tazzer ne saprà più di me, avendo fatto di mestiere il giornalista, insomma, quello che si sta cercando di fare, di mettere sostanzialmente la sordina alla libera stampa, quello che si sta tentando di fare, di condizionare l'informazione, questa proposta praticamente che fa saltare quella che è stata chiamata per tanti anni, che avrà anche dei difetti par condicio, mi pare una cosa estremamente grave. E non c'è soltanto questo, ci sono una serie di scelte che
tendono sostanzialmente a colpire il mondo del lavoro. La situazione, io vedevo ieri gli ultimi dati Istat, la situazione che si presenta è una situazione estremamente pericolosa e allarmante. Adesso ci sarà un po' di melina e di confusione sui dati perché stiamo andando verso le elezioni europee, ma poi il conto l'Europa ce lo presenta, insomma, e credo che saranno anni difficili che rischiano di essere pagati prevalentemente dal mondo del lavoro. Tazzer, come commenta, dottor Tazzer, ecco, questo pericolo che viene un po' mascherato ma che c'è, io lo dico sempre, guardate che c'è una povertà che sta crescendo nel silenzio totale che fa paura, perché sono le famiglie che stanno diventando povere, attenzione, non sono più i barboni della volta che vengono ai banchi alimentari, sono le famiglie, gli operai che a 52 anni si vedono licenziati e non sanno più come ricollocarsi, dove ricollocarsi, questo sindacato che se fosse unito forse sarebbe più ascoltato e invece fa fatica. Io sento anche dalle telefonate, si accaniscono contro il sindacato invece di accanirsi contro quei politici che hanno sbagliato la programmazione del paese, che hanno azzerato l'operaio che viene vista come ultima ruota del carro, con stipendi bassissimi, ecco, e non riescono a capire che c'è stata una volontà politica. E Varnier non penso sia solo colpa dell'ultimo governo, c'è stato un silenzio che veramente ha coinvolto tutti i governi di qualsiasi area politica. Questi dati sui morti sul lavoro, visto la tragedia dell'altro giorno, ma questa è una cosa che continua da tanto tempo, esatto. E quindi le responsabilità sono piuttosto antiche, insomma. E riguardano tutti i partiti. Per carità. Tazzer, come mai non si è intervenuti? Perché è facile criticare adesso la destra come qualcuno la chiama, quando noi abbiamo avuto anche la sinistra, il centro-sinistra, ma non è che abbiano operato per l'operaio, tanto è vero che l'operaio che votava Partito Comunista, Rifondazione Comunista, OPD, sta votando la Lega, in parte votava la Lega, adesso si riversa su Giorgia Meloni perché io sento le telefonate e non sono di sicuro borghesia. Ossurda un voto. Esatto, ecco cosa è successo. Con tutti i difetti e con tutto il rispetto per chi non la pensa come me, io sono un nostalgico della Prima Repubblica, non perché sapessero o sapessimo stare a tavola, ma per il semplice motivo che c'erano veramente i temi sui quali i partiti dibattevano erano chiari. Qui c'è un polverone e una nebbia che avvolge tutti, per cui non si capisce chi è progressista, chiamiamo così, chi è reazionario. Salta fuori che il reazionario vero appare progressista e che il progressista non ha coraggio di presentarsi come tale. Sostanzialmente in questo nebbione i pescecani, quelli che venivano chiamati così nella Grande Guerra, fanno i loro affari. Ecco. La situazione lei l'ha ben definita. C'è un impoverimento della classe lavoratrice, che non sono soltanto gli operai, ma sono anche gli impiegati, sono soprattutto i commessi e sono soprattutto i fattorini e sono anche gli infermieri abbiamo visto che non riescono ad andare avanti, a tirare avanti con lo stipendio e gli insegnanti. Se non ci sono marito e moglie che lavorano è veramente dura. Questa è la se lavorano tutti e due, attenzione, perché con 2.000 euro al mese non è che fai miracoli. Questa è la società che ci troviamo davanti, e invece la televisione, siamo proprio in una televisione, ma parlo di quella mia, da cui provengo, io ormai sono oltre 10 anni che non ci sono più la RAI, ci sta mostrando una società, un'Italia fasulla, che non esiste più, che non esiste nella realtà sostanzialmente. Qui si sta ragionando per mezze ore al pomeriggio con le donne, gli uomini e la gente che è a casa sui fatti personali di attricette e di cosiddetti influencer che non contano assolutamente nulla nell'economia globale, e non si ragiona su quelli che sono veramente i dati del nostro declino. Noi siamo protagonisti inconsapevoli, perché non lo sappiamo, di un declino economico
oltre del declino sociale e morale del quale ci siamo quasi abituati. Questa è la verità. Allora Warnier, visto che abbiamo parlato di Matteotti, democrazia e libertà, io vorrei sentire anche il suo punto di vista per quanto riguarda questa guerra tra Russia e Ucraina, o viceversa, come qualcuno dice, voi non sapete cosa ha fatto la Russia, nessuno lo spiega. Ecco, come vede la situazione e soprattutto questa situazione anche nel Medio Oriente? Non si capisce bene chi sta tirando le fila, perché c'è qualcuno che sta tirando le fila non per la pace, ma per incrementare la guerra, perché non si dialoga, si fa fatica a dialogare perché ognuno la tira dalla propria parte. Prego, Warnier. La guerra tra Russia e Ucraina è una guerra estremamente grave, ci sono delle responsabilità dei gruppi dirigenti della Russia, perché se potevano avere anche qualche conflitto da risolvere, potevano anche cercare di risolverlo per via pacifica. Non è certo la guerra il modo per affrontare le questioni. Lì però bisogna guardare la realtà, o si arriva a uno scontro mondiale, e credo che nessuno lo voglia, anche se può accadere, perché le guerre a volte iniziano con qualche errore che si commette anche per degli imprevisti. Ma certamente occorre andare ad un confronto serio che porti alla fine delle ostilità e a una discussione che porti sostanzialmente a una pace equilibrata. Io credo che sia questa la necessità. Per quanto riguarda il conflitto a Gaza, e anche lì c'è una situazione intollerabile. Io credo che il male che sta facendo Netanyahu agli ebrei sia una cosa che non ha confronti nella storia. Gli ebrei è un popolo che ha sofferto per secoli, che è passato attraverso lo sterminio provocato dai nazisti. Non è concepibile che per le sue azioni, anche se ovviamente la responsabilità e la condanna di quello che ha fatto Hamas deve essere fuori discussione, perché un conto è se tu attacchi, che so, una forza militare, ma non puoi ammazzare la povera gente che è lì, che oltretutto gente che era anche contro Netanyahu, oltretutto. Giovani, no? Che si divertivano nella fine. Ma è una cosa vergognosa. Lì ormai siamo, mi pare, a 32-33 mila morti, e anche quel conflitto va fermato. Credo che tutte le maggiori forze internazionali, sia per un conflitto che per l'altro, devono intervenire per cercare di trovare delle soluzioni che siano delle soluzioni pacifiche. E certamente in Palestina serve la soluzione dei due popoli, due stati. Tazze, eppure questa democrazia e questa libertà fa fatica a decollare, lo sentiamo anche nelle parole di Warnier, ognuno passa il cerino, ognuno ha le proprie ragioni, ma poi che ne pagano le conseguenze è sempre la popolazione. È là il grande dramma. Noi perdiamo migliaia e migliaia di giovani, di famiglie, di diversamente agili, come li chiamo io, che non hanno neppure la forza di scappare. Eppure anche questa Europa punta più sulle armi. Ecco, continuare con le armi, ma mi sembra che i giovani non siano da questa parte. I giovani protestano per questo. I giovani protestano per la democrazia e la libertà, non per le armi. Eppure qualcuno non li ascolta, specialmente i grandi della terra, o anche in Europa si condanna l'Europa, ma noi abbiamo i parlamentari europei, li abbiamo anche noi, mi sembra, ecco, che sono in Europa. Prego. Non bisogna dimenticare chi è stato l'aggressore e chi è stato l'aggredito nel caso dell'Ucraina, come non bisogna dimenticare la solidarietà a parole alla popolazione palestinese
palestinese della striscia di Gaza, che non può assolutamente andarsene, per esempio, verso l'Egitto. Per quanto riguarda Netanyahu, sono perfettamente d'accordo con Giuliano Garnier. Netanyahu ha approfittato della vicenda dello sterminio condotto da Hamas al concerto a Rave Party nel deserto del Sinai, e nel deserto del Negev, e ha portato avanti una sua politica espansionista e neocoloniale che sta generando decine di migliaia di morti e della quale non si vede la fine. Adesso basta soltanto che dopo l'uccisione del generale dei Pasdaran in Siria salti fuori questa pioggia di missili di cui si è parlato da parte dell'Iran. Il ruolo dell'America, Taz, abbiamo pochissimo tempo, ma voglio capire anche il ruolo dell'America di Biden, prego. Ma ci si può fidare di questa America, che è quella che ha promosso le primavere arabe, poi si è tirata indietro, che è andata in Afghanistan e poi è andata indietro? Qui tutti quanti si aspettano che arrivi Trump per vedere che cosa succede sostanzialmente. Trump ha già più o meno detto che lui ha un'idea, risolve tutto in 24 ore. Ecco, scatena la guerra mondiale e abbiamo risolto il problema. Però Bernier, quello, perché abbiamo pochi minuti ma è importante, qualcuno pensa che addirittura Netanyahu va avanti perché ha l'appoggio inconfessato di Biden, fa finta di dire fermati, ma dall'altra parte gli dice vai avanti. Come vedi la situazione proprio, Bernier, come America, come Biden? Certamente la posizione di Biden e dell'America è anche una posizione un po' truculenta su alcune questioni. Gli americani stanno tenendo conto, e questo è anche positivo, del mondo arabo in generale, e loro non possono sacrificare i rapporti che con difficoltà sono stati costruiti da loro in questi anni con il mondo arabo, che è un mondo arabo molto in fermento. Mondo arabo però che anche quello credo si preoccupi poco dei palestinesi, si preoccupa molto di altre cose purtroppo, no? È una situazione estremamente difficile. Il problema è che oggi a me sembra, per carità speriamo che non arrivi Trump, ma il problema è che indipendentemente da Trump oggi nel mondo non c'è nessun leader che abbia la capacità di discutere e di risolvere i problemi attraverso la trattativa. Questa corsa alle armi, questa corsa sfrenata alle armi, che poi non è solo armi, pericolo di guerra, armi significa anche non spendere in spesa sociale, e quindi il prezzo di questa rincorsa folle agli armamenti viene pagata poi dalla popolazione. In Italia abbiamo oltre 5 milioni di persone che vivono in una condizione di povertà assoluta, è una situazione estremamente preoccupante e difficile. Lì appunto servirebbe una grande scossa. Lui aveva nostalgia della prima Repubblica, un po' anch'io, almeno perlomeno allora i partiti erano molto meglio e i leader erano molto più seri di quanto non siano questi della seconda. Berlinguer e Almirante che dialogavano assieme. In qualche caso c'è stato alzavano anche la voce, però dialogavano. Pensiamo a Moro, pensiamo al rapporto che c'è stato tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista, insomma, in una certa fase della storia italiana, insomma. Ecco, oggi non c'è più questo, ma io direi anche quasi che è nostalgia della guerra fredda. Almeno lì sapevano in qualche modo controllarsi e bilanciarsi. Adesso proprio c'è l'incapacità di comprendere quali sia. Appunto guerra fredda e Gorbaciov. Ecco, se adesso ci fosse un Gorbaciov. Lì è stata la responsabilità
pesante dell'Occidente non averlo aiutato. Lui aveva aperto una prospettiva, una porta. Non l'hanno capito. Non è che non l'hanno capito, hanno pensato, vede, la Russia è un grande boccone perché è un paese immenso con poca popolazione, pieno di risorse naturali, e sfasciare la Russia poteva anche convenire, solo che da un lato non ci sono riusciti. Però è riuscito adesso la Cina a capire benissimo. La Cina ha capito benissimo che boccone prezioso ha alla portata di mano. Thatcher, come chiudiamo? Siamo in chiusura, questi 100 anni della morte di Giacomo Matteotti, appunto il 10 maggio, prego. Beh, aspetto che vengano tutti, anche perché cerchiamo di ragionare non soltanto ricordando la figura di Giacomo Matteotti, che verrà ricordata il 18 aprile al Liceo Classico. Vediamo anche le locandine Canova, per cortesia, grazie. Da Tino Brunetta, dallo storico Tino Brunetta, ma anche per allargare il pensiero alle donne, da Anna Kulishov, una delle prime socialiste e democratiche in Italia, a Velia Matteotti, la moglie di Matteotti, e poi Matteotti come politico veneto, e infine anche parlando di uno sconosciuto Tommaso Angelo Tonello, deputato socialista e poi senatore costituente, senatore socialista trevigiano. E ricordiamo anche giovedì 18 aprile, appunto sempre nel ricordo di Giacomo Matteotti, al Liceo Classico Canova. Come ci saluta Vernier, velocissimo? Intanto è importante aver fatto questa scelta di andare al Liceo Canova, è un modo anche, noi stiamo facendo anche in questi giorni un po' di propaganda tra i giovani e speriamo che ci sia una partecipazione, perché capire quel periodo, capire Matteotti, capire quegli anni significa anche riflettere sull'oggi e probabilmente darci anche una prospettiva per il futuro che può interessare ai giovani. Grazie sia al dottor Sergio Thatcher, grazie anche a Vernier di essere stato con noi. Adesso noi andiamo a leggere la Costituzione italiana e la poesia di Mirella e poi sentiremo cosa dice questa preziosa Costituzione, che forse dovrebbe essere studiata, capita e letta di più. Grazie ai miei ospiti e andiamo con la Costituzione. Tutto possono dire, ma che non ricordiamo la storia in questa trasmissione Sveglia Veneti, penso che non si possa dire, qualunque storia sia il ricordo, ma noi lo abbiamo e lo faremo sempre. Allora continuiamo appunto con la Costituzione italiana, siamo giunti al titolo terzo, il governo, e leggiamo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione, aspetta che giro pagina, del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Avete capito bene? Boh. La pubblica amministrazione, articolo 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Articolo 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Ripeto, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Se sono membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Articolo 99. Gli organi ausiliari. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto nei modi stabiliti dalla legge di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale, secondo i principi e dentro i limiti stabiliti dalla legge. L'articolo 100 lo leggeremo sabato prossimo, avete sentito quanto chiara è la Costituzione, ma dal dire al fare c'è di mezzo il mare per quanto riguarda competenze. E adesso leggiamo la poesia che ho scelto per voi, Una giostra de speranza di Danilo Mason. Omo, dove corito? Fermate, guarda il colore del mare, e onde, e il tramonto. Na notte steada, gustati i gabbiani voeare, dove te porti a che strada? Qui miei pensieri pa a testa, depressa tutto casa e lavoro, sempre manco tempo me resta. De notte me sogno che coro. Dove me porti a sta illusione? Che se so è un falso star ben. Non me manca più il boccon, ma ormai è il gotto se pien. Fermate, pensaghe, guarda lontan, goditi i momenti di vita serena e robe semplici a portata de man, senza essere un'anima in pena. Ciao, buona domenica!